Buongiorno, buongiorno, perché ho aperto con questa meravigliosa donna, questa diversamente giovane, con una capacità intellettiva e ancora veramente attiva, che suona la fisarmonica. Questo cuscino enorme sulle gambe per non farsi male, perché è pure ossa, però avete sentito quanto ancora può insegnare e dare. Quando dico che forse li abbiamo abbandonati un po' troppo, forse è vero. Quelli attivi ancora che ci sono, dove sono, perché non li facciamo veramente far sentirli ancora vivi. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti graditissimi, però prima di tutto la Costituzione italiana. Vi avevo detto ieri che avremmo iniziato a leggere la Costituzione e leggeremo questi 3 articoli. Allora, vista la 18ª disposizione finale della Costituzione, promulga la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo. Principi fondamentali. Prendete appunti a casa. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E richiede, ripeto, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ripeto, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quanto bella è la nostra Costituzione italiana, testo vigente. Ne parleremo questa mattina con Giancarlo Cavallin, responsabile provinciale Auser di Treviso, presidente Università Itinerante Sinistra Piave. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui con Mirella questa mattina. Grazie. Abbiamo collegato da Castelfranco Veneto Luciano Dorella, presidente Associazione Storico Identitaria del 16° Reggimento Treviso. Buongiorno anche a lei Presidente Dorella. Grazie Mirella del nuovo invito e grazie a Rete Veneto e a tutti i telespettatori. Allora partirei proprio con Giancarlo Cavallin, che è anche un grande amico della Mirella, perché è uno che fa, non uno che parla e non fa, uno che parla poco, fa tanto, ma quando lo invito capite forse il lavoro immenso di questo uomo che è sempre presente, soprattutto in un mondo, l'AUSE, un mondo particolare, un mondo di diversamente giovani, ma che sono ancora molto attivi, però bisogna avere il capitano che tiene la barra dritta e che fa veramente capire l'importanza di queste figure. Prego Presidente, cosa ci racconta? Beh, credo che noi sempre più abbiamo la necessità in qualche modo di mantenere la nostra storia, la nostra memoria, ma anche nel costruire il futuro. E allora io credo che certamente ci vuole un grande spazio ai giovani, perché questo è forse a volte un po' il limite della nostra realtà sociale, politica, eccetera. Dall'altra però c'è una storia, una memoria, c'è in pratica ancora una risorsa che è delle persone anziane che va messa a disposizione un po' della collettività. Credo che sia questo un po' lo sforzo che dobbiamo fare. Invece c'è a volte un po' la tendenza di mettere in contrapposizione un po' le generazioni, e non credo sia utile quello appunto
perché appunto, come dicevo, gli anziani hanno questa ancora potenzialità, dall'altra però c'è che i giovani hanno questa forza anche di innovazione che serve a far crescere la nostra realtà, quindi anche la nostra comunità. Soprattutto presidente università itinerante Sinistra Piave, spieghiamo cos'è? Sì, noi in questi ultimi 2 anni avevamo una realtà distribuita nel territorio proprio della Sinistra Piave, di piccole entità, di gruppi che si riunivano a fare degli incontri più sugli aspetti culturali, di varie attività, proprio perché ecco, è importante anche proprio per le persone anziane di continuare anche di lavorare nella propria conoscenza, nella propria crescita. Ecco, credo che sia questo un po' quello che dobbiamo favorire, perché a volte magari un po' tendiamo a relegare le persone anziane e dire ok, va bene, favoriamo la nascita di un centro anziani dove stanno lì tra di loro. No, credo che sia importante invece che le persone anziane possano continuare, come dicevo appunto, un po' a informarsi e quindi a crescere anche in termini di conoscenza, perché c'è sempre qualcosa che cammina, qualcosa che in pratica di nuovo, di cui noi abbiamo bisogno di approfondire, insomma, ecco, per essere poi anche persone che possono dare ancora qualcosa. Allora, ha preso la linea, abbiamo un altro numero 1, salutiamo anche il nostro Rinaldo che è ancora in ospedale, che era sempre comunque il numero 1, perché arriva ed è arrivato il nostro Antonio da Padova. Ciao Antonio! Buongiorno Mirella. E grazie di prendere la linea e di essere anche tu il numero 1. Mirella, alla fine dell'anno poi daremo lo scudetto. Sì. Ma Ascolta, dopo ne parleremo, Vai. Io vorrei fare gli auguri a Rinaldo che guarisca. Grazie. Perché chiaramente giriamo ancora con le mascherine, giriamo ancora anche con le disinfestazioni delle mani quando vai nei locali, ed è giusto fare così, perché tanto comunque questa qua è un virus che non... c'è la medicina che ti crea un po' immune, ma non è la medicina che sconfigge questo virus, perché questo virus ancora non ha fatto la maniera per sconfiggere questo virus. Io vorrei parlare della Costituzione. La Costituzione dice che comunque tutti quanti hanno diritto a una vita dignitosa, però qua non ti puoi dire che la vita dignitosa, uno che porta a casa 700-800 euro al mese, quello non è la vita dignitosa. E anche la libertà, perché quando uno porta a casa 800-900 euro al mese, quello non è libero, quello è un segregato in casa, perché non può neanche andare fuori con 700-800 euro al mese. Come fa a vivere con quella cifra lì? E quindi la libertà, non esiste libertà in Italia. O comunque c'è chi ha la libertà, perché la libertà la può avere uno che porta a casa 10, 15, 20, 30, 40, 90 mila euro al mese di stipendio di pensione. Quello è libero. Ma se tu porti a casa 1000 euro al mese, tu non sei libero. Tu quando a metà mese hai finito i tuoi soldi, hai solo una certa libertà, quella di bla bla, di parlare. Per quanto riguarda il resto, allora questa Costituzione va cancellata, va messa la legge della giungla, perché noi in Italia siamo come in una giungla, il pesce grosso mangia quello piccolo, quello grosso, e questa è la realtà. Ma di chi ci governa? Risponde a queste esigenze? No, non risponde. Io tutti i giorni guardo sui telegiornali che girano con questi giacchettine, questi cravattati che girano a destra e a sinistra, che vanno a Bruxelles. C'è tutta una magneria e viaggi all'estero, perché questi qua devono andare all'estero a fare i congressi in Europa e girano con gli aerei personali. E questi sono liberi, ma noi non siamo liberi, anche perché ci troviamo che noi andiamo a votare. Dopo 5-6 giorni ci accorgiamo che anche stavolta abbiamo sbagliato a votare.
Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio, abbiamo sentito le riflessioni di Antonio, ma andiamo all'altro ospite che è Luciano Dorella. Allora, come commenta Presidente sia la Costituzione che le parole sia di Giancarlo Cavallin che del nostro Antonio da Padova? Prego. Sì, grazie Mirella. C'è poco da commentare per quanto riguarda gli anziani, quindi è la parte fondante del nostro paese. Dobbiamo sapere che abbiamo su 60 milioni di abitanti oltre 20 milioni di anziani, quindi è un terzo del paese, è una parte fondante, soprattutto per quanto riguarda la storia, perché la storia è fatta di giovani e di anziani, la storia di un paese, quindi è un rapporto giusto, soprattutto quello che diceva il professore inizialmente, di non isolare l'anziano, anzi il contrario, implementarlo all'interno della nostra società perché è importante. Per quanto riguarda la Costituzione, sì, sulla carta è una grandissima Costituzione, tra le migliori che c'è in Europa, però poi è solo sulla carta, come tante cose che ci sono in Italia, sono teoriche ma non pratiche. Il nostro ascoltatore che ha telefonato ora, si dovrebbe ricordare che queste cose qua sono già da 40 anni che ci sono, non sono da ieri. Purtroppo l'italiano medio ha un vizio che, anche se le cose non funzionano bene, tende a fare sempre gli stessi errori. Abbiamo gli stipendi che negli ultimi non 3 giorni o 3 mesi o 3 anni, da 30 anni sono addirittura diminuiti del 2%, questi sono i dati ufficiali, quando nel paese dell'Unione Europea, il più piccolo paese come la Grecia, che è poco più grande del Veneto, sostanzialmente ha fatto un aumento del 14%, fino ad arrivare al 28% più di stipendi rispetto a quello che è l'Italia, che ha meno 2%. Quindi uno che adesso attualmente ha uno stipendio medio, quando gli va bene, di 1.400 euro, se è settore industria, non è che può fare i salti mortali quando l'affitto medio è di 600-700 euro, quando il vivere è già al 20 del mese, hanno già finito i soldi. È una situazione che non è stata fatta intelligentemente. Poi diciamoci anche la verità: se noi ci confrontiamo con la Francia, che ha 60 milioni di abitanti, dovete sapere che la Francia su 60 milioni di abitanti ha 40 milioni di persone attive, cioè lavoratori. L'Italia ne ha appena su 60, appena 20 milioni, poco più. Quindi noi non abbiamo fatto una politica neanche sulle nascite, sulla famiglia, da almeno 40 anni, non 4 anni. Quindi parliamo di governi dagli anni 80. Abbiamo Lino da Quinto di Treviso. Ciao Lino. Ciao Mirella. Ciao. Ti ricordi me? A voglia te, dai, dimmi chi che te sei. Sì, ti ricordi, il presidente dell'Alto, deputato alla Verdura. Ah, Lino, caro Lino, come stai? È 80 lì che sei in ospedale. Oila. È stato operato all'anca. E detto fare un'estensione, una su 10.000. Mamma mia. E sono pure in Musai, che hanno preso da operarmi e con al provvisorio veramente per l'anca che ha dai. E ti dall'ospedale se devo guardare Sveglia Veneti? Sì. La mia figlia ha detto che ieri mi hai chiamato. Ieri ti ho chiamato, sì, è vero? Perché? Perché volevo sentirti, come che te stavi? Ciao. Guarda che mi ricordo con tutti i punti di domanda quando che ho da chiamare qualcuno, perché prima o dopo richiamo. Ascolta Lino, com'è la situazione dal tuo punto di vista, visto che stiamo parlando all'interno di un ospedale, di una persona diversamente giovane, ma che qualcosa forse può dare ancora, perché avete sentito cosa faceva Lino, mi portava anche la verdura, vero Lino? Sì. Com'è la situazione dentro l'ospedale? No, guarda, io l'ho trovato anche buonino, non è che sia... è tanta Anna, è tutta... non era tutta gratis Anna. Ti ricordi, era gratis, non la pagano l'altro.
Grazie Lino, un grande abbraccio e grazie della telefonata, sai Lino, veramente grazie. Abbiamo sentito, ecco, l'importanza di stare vicino alle persone, ecco, questo è quello che fa anche Sveglia Veneti, Media Nord-Est, soprattutto anche con questa trasmissione, che loro si sentono coinvolti, ecco, hanno un ascolto che difficilmente ce l'hanno e possono dire e fare delle riflessioni. Ma la mia domanda, Presidente, è anche questo: c'è un allarme povertà, ma soprattutto dicono che penalizza i giovani. Io invece sono dell'idea che siamo penalizzati tutti. Siamo penalizzati noi dal mondo del volontariato, perché non riusciamo a fare rete, non riusciamo a fare squadra, perché quelli che dovrebbero essere i capofila invece di fare squadra fanno qualcos'altro. Purtroppo è così anche nella solidarietà. Molti campanili, purtroppo. Però c'è un grande mondo di persone che vuole aiutare, questo sì, questo va detto. Sì. Il problema è che sono sempre diversamente giovani. Ecco, come fare per arrivare ai giovani? Io ho un appuntamento con una dirigente scolastica molto importante che ho avuto ieri ospite, per capire a sto punto come mai le mail non arrivano, come mai i giovani non partecipano, c'è qualcosa, c'è un inghippo in mezzo. Speriamo che lei ha detto piena disponibilità, riusciamo a risolvere, perché è una situazione per noi drammatica, perché i giovani nel volontariato non ci sono. Cosa dice Presidente? Però non andiamo neanche a prendere quelli che potrebbero fare ancora qualcosa. Esatto. Io lunedì sono andata a prendere, grazie al direttore dell'ISRA, il dottor Pavan, ho mandato l'invito, li ho fatti partecipare, loro sono arrivati con il loro pulmino, perché ci sono delle brave OS, dei bravi coordinatori, dei bravi educatori, e sono arrivati. Perciò vuol dire che chi vuole può arrivare e ha voglia di arrivare. Prego, Presidente. Allora, prima parlavamo un po' degli anziani che oltre che magari a volte di trovarsi in una situazione di fragilità, e che è giusto che ci sia un sistema che in qualche modo li supporta, li tutela, li aiuta, eccetera, perché poi abbiamo tutta anche una tematica che è quello della solitudine, che crea poi anche un disagio e un isolamento che complica la vita alla persona che si trova in queste situazioni. Allora, cioè, il discorso, appunto, prima un po' accennavo che forse noi non abbiamo lavorato sul rapporto intergenerazionale. Io ho presente alcune esperienze fatte ma parecchi anni fa, alcuni tentativi che abbiamo fatto con i comuni, con i centri giovani, con gli anziani, e poca strada siamo riusciti a fare con questo, e forse non abbiamo investito, non abbiamo lavorato abbastanza su questo discorso del rapporto intergenerazionale. Poi c'è un discorso per quanto riguarda i giovani, cioè qui va fatto un lavoro a partire dalla scuola, cioè quello del valore. Guarda, mi è capitato proprio nei giorni scorsi che un consiglio comunale ragazzi mi ha chiesto un incontro per fare un approfondimento sul prendersi cura. Cosa significa prendersi cura per chi, non so, le persone come me, come tanti altri, sono impegnati nel volontariato. Ecco, credo che o noi quindi facciamo questo grande lavoro da un punto di vista culturale, che nella vita bisogna in qualche modo avere sempre questa disponibilità a prendersi cura, perché noi nella vita abbiamo i momenti in cui abbiamo la forza, la capacità di prendersi cura degli altri, ma abbiamo i momenti in cui, se abbiamo costruito un po' questa rete di solidarietà tra persone, ci sarà qualcuno che si prende cura di noi. Però su questo bisogna lavorare, bisogna che sia un lavoro fatto da parte delle associazioni, della scuola, delle amministrazioni pubbliche, cioè ci vuole un lavoro veramente diffuso, e invece facciamo dei pezzettini, ma appunto così non riusciamo a far crescere anche, soprattutto nei giovani, che io noto, ci può essere il giovane come anche gli anziani che sono disinteressati. Diversamente giovani, i cavallini, ecco, si chiamano, no anziani, diversamente giovani. Diversamente giovani, e appunto che c'è chi si disinteressa, perché questo è un po' forse quello che anche dal punto di vista culturale è passato in questi anni, insomma.
E invece, cioè, ci sono giovani che io noto, ma però rimangono nell'ombra, ecco, questi giovani, quindi non trascinano altri giovani, invece dobbiamo dare spazio a questo. Però appunto, ripeto, qui bisogna fare un grande lavoro da un punto di vista veramente culturale, di sensibilità, ma qui io credo c'è una grande responsabilità anche delle amministrazioni pubbliche certo, e degli enti pubblici, come dicevo prima, la scuola. Ecco. Certo. Allora, indovinate chi è arrivato? Rinaldo, eccolo qua il nostro Rinaldo. Ciao Rinaldino. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Come stai intanto? Ben, grazie. Buongiorno. Mirella, mi sento tanto meglio. Bene. Ecco. Ma siete sempre in ospedale? Siete sempre in ospedale? Le persone anziane è una ricchezza per il paese, perché noi altri siamo buoni per tutto, aiutiamo ancora la famiglia, se n'ha bisogno. Cosa vuol dire? Che questi fiori che non nascono è colpa del governo, perché va a mettere in condizione i giovani di avere un lavoro da mantenersi, un tocco di casa e un lavoro fisso. E sta quanti fiori che ti vogliono. Questo sistema che fa non capisco tutti questi discorsi, tutti sa tutto, ma se non vieni fuori da una guerra che non avremo neanche mudando indosso, un pattone il mio pesava 4 volte. Adesso ogni famiglia ha 3 macchine, di un certo benessere, di cosa teniamo? Manca il lavoro e il governo mi cerca di fare il ponte di Messina. Cosa mi interessa del ponte di Messina? Metti il posto alla gente, metti il posto ai lavori, ma non 400 euro al mese, e pensione. La gente va da vivere, e i vecchi di storia, i vecchi di cultura, senza le radici, non ti danno presente, perché chi ti sei? Non ti saresti niente. E quello cosa vuol dire? Massa politica, uno dice una roba, uno dice un'altra, e poi non dice niente perché così l'ultima non fa niente. Chi si metta d'accordo e chi mette a posto a torno la gente, gli amai, i vecchi che soli, ma uno non ha camicia solo, non será, però non mi basta serrare gli occhi e dico quello che voglio. Non so vecchi balsamati, solo che mi dispero. Io ho tanti ricordi, ho fatto tante robe, che la più so presente, che più mia. Ascolta, siete ancora in ospedale? Sì, e ora ascolta Rinaldo, sei udalino, perché ti sei all'ospedale di Venezia, io sei all'ospedale di Treviso, e ora siccome che avevo l'ospedale con i gai stamattina, sei udalino dai che sia a Treviso. Caro Nino, ti saluto e speriamo che ti vieni fuori presto un cattivo. E faccio tanti cari auguri. Grazie Rinaldo, esci presto, mi raccomando. Intanto vai a impissare tutte le televisioni degli ospedali, dei reparti, così ravvivemo a situazione di guarda che si sveglia Veneti, non stai stare in balsa mai, sta parola, in balsa mai, non doparemo più. Non stai in balsa mai, dai che si sveglia Veneti. Pubblicità. Sì, è vero, sì. E siamo in presenza con Giancarlo Cavallin, responsabile provinciale AUSE Treviso, presidente Università Itinerante Sinistra Piave, collegato da Castelfranco Veneto Luciano Dorella, presidente Associazione Storico-Identitaria 16° Reggimento di Treviso. Allora, presidente Dorella, si parla molto anche di manifestazioni. Ecco, la pandemia ci aveva messo con le spalle al muro, non era niente, tutti chiusi in casa, finalmente adesso si apre. Allora, quali sono i programmi prossimi che il 16° Reggimento farà? Beh, Mirella, dobbiamo dire innanzitutto che il periodo della pandemia Rete Veneta ha sicuramente aiutato tantissimo le associazioni, perché noi abbiamo continuato comunque a esserci proprio grazie a Rete Veneta, perché con le dirette continuiamo comunque a far vedere la storia e la cultura veneta, quindi in ogni caso anche la pandemia ha fatto una forma nuova ovviamente di informazione. Per
Per quanto riguarda il dopo Covid, c'è stato ovviamente un aumento esponenziale delle manifestazioni. Ad esempio noi già il prossimo sabato siamo a Ponzano Veneto, Ecco, per commemorare il 12 maggio, e quindi abbiamo sempre che fare. Abbiamo appena finito di collaborare col Museo della Terza Armata di Padova e con il Ministero della Difesa. Domenica scorsa con un grande evento fatto dentro al museo, che ha avuto il pieno di gente e di pubblico, quindi c'è molto interesse sulla storia veneta e molto interesse anche nel caso nostro specifico la storia militare, ma in realtà anche qui il volontariato è fatto soprattutto da persone, pochi giovani, però anche qui vorrei spendere una parola tornando al discorso di prima sul discorso della gioventù. Dobbiamo anche dire che non è solo un problema dei giovani, è anche un problema nostro, perché chi sta educando i giovani siamo noi che abbiamo generalmente tra i 50 e i 70 anni. Tutte le categorie, ad esempio, produttive in Italia, e per quanto riguarda la pubblicità, le TV, tutto quanto, sono in mano a persone che hanno dai 50 ai 70 anni. Quindi siamo noi che stiamo dando dei falsi esempi. Porto ad esempio l'idea di TikTok o OnlyFans, queste nuove piattaforme social che stanno distruggendo la mentalità giovanile, anche se sono ottimi mezzi come Facebook, come altre realtà, però se usati male fanno danni enormi. Cioè ci sono falsi miti. Adesso un giovane si dà l'idea che si può lavorare senza far fatica, si può guadagnare, si deve avere un'immagine incredibile, che per poi si tramuta che la gente quando deve andare a lavorare nelle fabbriche si sente come l'ultimo dei deficienti. E quindi siamo noi che stiamo sbagliando di dare proprio dei falsi esempi a questa gioventù. La gioventù ha bisogno di esempi, e ha ragione giustamente il collega all'inizio che diceva che parte tutto dalle scuole, ma deve essere scuola, famiglia e istituzioni. Senza questo trittico è difficile, perché è la società che educa. abbiamo Gianfranco da Mestre, se non mi cade la linea. Vai Gianfranco. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Qua la trasmissione. Io avrei un problema, visto che si parla di anziani, perché ho 82 anni, sono antivalido, e vorrei porre il problema del parcheggio dei disabili. Ho un problema. Allora, mi spiego, all'interno del condominio sono stati assegnati dei posti macchina, e tra i posti macchina è stato assegnato un posto per i disabili. Questo posto per i disabili è occupato sistematicamente da una macchina che non ha titolo, non ha italiano, non ha niente. E io ho anche la difficoltà di parcheggiare, perché purtroppo non ci sono pochi. C'è questa difficoltà. E allora ho cercato di chiamare istituzioni, visto che c'è una legge, mi pare che ci sia anche una sanzione civile e anche penale, e ho cercato l'istituzione. Allora la polizia di Stato mi dice che non è di loro competenza. Sì. I carabinieri mi dicono che non è di competenza, la polizia municipale è di competenza, però siccome è all'interno del condominio, questa è fregatura di una parte del privato, allora non posso intervenire. Ho anche chiamato il comune ha girato la domanda ai vigili, insomma mi è stato risposto che mi daranno una risposta, però sono già passati una quindicina di giorni. Non so, per dirmi chi devo chiamare non credo che ci voglia, una domanda in tanta volata, condominiale, chiamare il vigile. Stai in linea. Stai in linea un attimo, per cortesia, che ti risponde Giancarlo Cavallin. Prego Giancarlo. Sì, credo che qua è da capire se è un posto all'interno del condominio, come prima lei accennava, perché se è all'interno del condominio bisogna chiamare l'amministratore condominiale. Se c'è l'amministratore? Ma l'amministratore ha già mandato la PEC, la raccomandata alla persona, però allora adesso l'amministratore più di tanto non può fare. No, non gira mica così, non gira proprio per niente così. No, esatto. No, Gianfranco, non gira assolutamente così. E allora cosa deve fare l'amministratore? Cioè lui mi ha detto, guarda,
Io ho mandato la PEC, me l'ha mostrata, ho mandato la lui deve fare eseguire quello che è il diritto che hai tu, che sei diversamente agile, come li chiamo io. Poi ti richiamo e ti metto in contatto con una persona che forse può aiutarti, Gianfranco, perché questo amministratore non può dire ho mandato la PEC e dire basta, mi fermo là, cioè non funziona proprio così. No, la risposta aspetterò anche dalla polizia municipale, però col tempi... Ma non può fare niente perché è all'interno del condominio? No, non può fare... Ascolta Gianfranco, poi ti faccio richiamare, aspetta che mi faccio l'appunto da una persona che segue proprio queste cose qua, così vediamo se si riesce a aiutarti, perché non è neanche giusto che sto fuori di testa, continui a mettere la macchina dove non la può mettere, privandoti del tuo posto che ti spetta di diritto, essendo diversamente agile. Lascia il tuo numero bene, Gianfranco, che poi ti richiamiamo. Grazie a te, Gianfranco. Per la trasmissione. Grazie Gianfranco. Ecco, come senti, Presidente, sono problemi che qualcun altro dovrebbe risolvere, perché sono là apposta e pagati apposta e non li risolvono, infatti... e passano il cerino dicendo ma invece non funziona proprio così. Prego, Presidente. No, ma credo, anche Dorella credo abbia qualche risposta eventualmente. Poi sentiamo anche Dorella. Ecco, no, qui è chiaro che l'amministratore condominiale deve al limite avvalersi anche di un legale, cioè nel senso che deve essere fatta un'azione eventualmente nei confronti di questa persona, insomma, ecco. Bisogna che in qualche modo ci sia rispetto di un diritto. Anche perché nella Costituzione c'è questo, esatto. C'è questo. Dorella? È semplice, in realtà questo dimostra che c'è una mancanza culturale, perché questo è il problema. Noi in Italia pensiamo di essere tanto evoluti, tanto avanti, purtroppo poi ci rendiamo conto che siamo addirittura indietro su tante cose, e questa è una mentalità che c'è anche qui in Veneto, non solo nelle altre parti d'Italia. Anche qui in Veneto, sebbene che è una delle regioni che aiuta di più e fa più volontariato, però abbiamo ancora queste situazioni. Tra l'altro le liti condominiali sono all'ordine del giorno su questo tema. Però purtroppo c'è solo nel caso del privato la via legale, quindi da un legale, da un avvocato, e fare ciò assieme all'amministratore di condominio e prendere le vie legali. Non c'è altro da fare, purtroppo. Naturalmente questo comporta poi l'accanimento dei rapporti tra vicini, vicinato, quindi bisogna fare delle scelte. Prima si cerca una via bonaria. Se proprio è un disagio fortissimo, bisogna fare quello che è giusto fare, cioè le vie legali. Allora andiamo a vedere anche questo progetto bellissimo, molto importante, che si chiama 1000 colori Hauser, e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Per noi famiglie è molto difficile perché cerchiamo di dare l'educazione che è sempre stata data a noi, però questi nostri figli non rispondono. Una volta erano i monelli o i bambini vivaci, oggi l'iperattività è considerata una vera e propria patologia di disturbo nel comportamento, una situazione ancora poco nota soprattutto alle famiglie stesse. Una volta che arriva la diagnosi bisogna comprenderla e bisogna attivarsi in modo tale che ai nostri figli, che siano bambini o ragazzi, vengano date tutte le opportunità di cura e di supporto che il territorio può dare. Genitori che nel Coneglianese si sono riuniti in associazione con un obiettivo ben preciso. Facciamo tanta formazione nei comuni del Trevigiano affinché tutte le persone che vengono a contatto con i nostri figli, che siano insegnanti, allenatori, catechisti, babysitter, anche i nonni, sappiano cosa sono queste difficoltà, come accogliere i bambini e i ragazzi e come gestirli. Ed è qui che l'Hauser di Treviso ha deciso di sviluppare, con il supporto di alcuni comuni della Marca, il progetto 1000 colori, che vede in prima linea la terza età. Nella nostra provincia abbiamo già delle associazioni nostre che fanno i doposcuola, che fanno moltissime altre attività, e per cui penso che ci sia la condizione perché questo diventi un progetto che guarda al mondo dei bambini e dei ragazzi. 4 serate di formazione per conoscere e sapersi rapportare.
passare da quello che è l'immagine di un ragazzino e quindi il comportamento a quello che è l'origine di quel comportamento e quindi la fragilità che ci sta alla base. Un progetto che vede coinvolti l'US2 e diversi comuni della Marca che su questo tema hanno investito oltre €1 milione per l'assunzione e la formazione di 23 educatori speciali. Educatori in tutta la provincia che possono permettere all'interno delle scuole di intervenire in situazioni proprio collegate a questo. Ovviamente questo è un primo tassello che va ad inserirsi proprio in una verifica delle disabilità non visibili come questa, che devono venire in emersione proprio per aiutare le famiglie, l'intera comunità, ma soprattutto anche il mondo della scuola. E in effetti era tutto il mondo della scuola, Presidente. Tutto? Infatti non ho visto un ragazzo, pochissimi insegnanti, ed è un problema che riguarda soprattutto loro, perché questa mamma, la prima che ha parlato, che è presidente di questa associazione di HD, sa benissimo di cosa stiamo parlando, e quando lei va a scuola addirittura ha detto delle volte mi indicano proprio con il dito e io mi sento con le spalle al muro. Ecco, perché non c'è partecipazione, Presidente. Eppure lo sanno benissimo, lo sapevano, io sono sicura che lei ha invitato tutti, però c'è sempre qualcos'altro da fare su temi invece importantissimi che qualcuno dovrebbe ricordare e partecipare, non avere solo la solita visibilità e senza risultati poi alla fine, perché vorrei capire nelle scuole se si è capito qualcosa di questa importante invece patologia. Prego. Ecco, sì, questa è un'esperienza, l'associazione di quella signora si chiama Zuppa di Sasso, tra l'altro, sì, quindi esatto. Sono genitori con bambini. Che l'abbiamo anche avuta ospite. Sì, esatto, che appunto hanno questa patologia di HD, ma che sono disturbi di apprendimento, che è un po' un iperattivismo, ecco, dei bambini, e che però poi vivono una situazione un po' di difficoltà, chiaramente, sia il bimbo e che chiaramente poi la famiglia. Dietro ci deve essere un lavoro, infatti questa è una progettualità che tenta in qualche modo di dare delle piccole risposte, ma per dimostrare che è possibile agire, intervenire. Difatti sono stati attivati alcune esperienze, Casier, Ponte di Piave, Treviso stessa, che è partita proprio nei giorni scorsi, Silea, nel rapporto tra scuola, chiaramente scuola, servizi sociali, e là non solo ci sono dei bambini, ma ci sono degli anziani che in qualche modo svolgono un po' un ruolo di supporto, ma sono anche anziani che hanno bisogno di stare insieme un po'. Ecco. Bravissimo. Abbiamo Giusy, la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ascolta ben quello che ti dico. Ho capito che hai mosso il banco solidale. Ho capito che hai mosso anche Villa Margherita, ma che avresti mosso anche gli ospedali, proprio questo non credo. Mirella, chissà che chiami anche qualche carcerato di Venezia o di Treviso che abbia il cellulare, magari di parlare assieme a noi. Perché, guarda Mirella, hanno male, non trovano un posto, non trovano la visita, ti chiamano. Ma sì, questo qua deve essere scritto SOS Mirella al mattino, no? No, Sveglia Veneti, perché questo si fa qua, insomma. Vi ringrazio. Ciao Giusy, grazie Giusy. Il problema è che veramente c'è molta solitudine, la gente ha bisogno anche di parlare, di ascoltare, di essere ascoltata, di ascoltare, di mettersi insieme. Questa grande famiglia che abbiamo creato, così unita, così compatta, veramente un fiore all'occhiello per Media Nord-Est, ma anche e soprattutto per tutte queste persone che hanno capito l'importanza di parlare, perché esatto. Noi altri abbiamo paura anche dell'aria che respiriamo. Occio, mi non vo combatta, non mi intrigo, non mi metto in mezzo. Invece un po' alla volta, infatti quando dicono anche il Banco Solidale, e non sono passati 100 anni, all'inizio sono passati 13 anni, dicevano ma le persone si vergognano, non hanno coraggio di chiedere. Era vero, ma perché non erano stati abituati? È questo il problema, si chiudevano in se stessi, più poveri, più chiusure.
meno hai più ti chiudi. Invece ho visto che un po' alla volta, visto che abbiamo messo le sentinelle in maniera che sono quelli che girano il territorio, che indicano i casi più problematici, oltre ai servizi sociali ci sono anche le nostre sentinelle, un po' alla volta invece sono arrivati, si fanno intervistare, ringraziano, dicono quello che pensano, perciò penso che abbiamo fatto un lavoro veramente ottimo. Allora, per non mancare niente e non far mancare niente, andiamo a vedere anche questo video, reggimento, celebrazioni, andiamo a Venezia, dai, andiamo a Venezia. 1600 anni di Venezia. L'immagine di San Marco e del suo leone furono il contrassegno di tutti i monumenti, lo stendardo di tutte le flotte ed eserciti, l'impronta di tutte le monete, la dolce speranza di tutti i cuori. Il leone, cioè il nome di San Marco, identificarono per sempre lo Stato veneto e la fierezza del suo popolo. E il grido di Viva San Marco colpisce l'orecchio, ma soprattutto tocca il cuore. E noi, popolo fiero come il leone che ci rappresenta, non permetteremo a nessuno di cancellare il nostro passato, i nostri 1100 anni di storia. Noi non abbiamo la fiaccola della verità storica, ma molto di più, un grande sentimento nei confronti di una grande repubblica e di un grande popolo, il nostro. E abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo che vuole dire qualcosa ad Orella. Vai Vladimiro! Infatti sì, no, tanto volevo dire che la cosa appena sentivo sarebbe bello come inno del Veneto. No, volevo fare una domanda all'ospite d'Orella, appunto, è una curiosità che è un po' particolare, diciamo così, no? Cioè, Venezia si è trovato ad affrontare molti forze armate straniere, no? Per via del mare, soprattutto se non unicamente i turchi, no? Turchia, quindi lì non è scelta. E la mia domanda è, tra le forze armate per terra, se vogliate, per mai interessate ad andare a analizzare questo aspetto qua, qual è l'esercito straniero che più che ha impegnato severamente Venezia? Mi viene in mente da citare gli estensi, Milano, francesi e gli austriaci. Cioè, se mai è interessato ad analizzare questo aspetto qua, qual è stata la forza armata straniera che più ha impegnato Venezia, cioè che gli dà più figlio da torcere ai veneziani? Grazie e buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Dorella.
Beh sì, Vladimiro, innanzitutto la maggioranza è stata ovviamente l'impero ottomano, perché Venezia, a parte l'espansione che ha avuto in terraferma dopo il 1300, gli scontri sono sempre continuati anche tutto il 1700 fino a quasi alla fine, ad esempio il bombardamento contro i pirati di Tunisi, ad esempio nel 1784 con Angelo Emo. Quindi in realtà i combattimenti sono sempre stati continuativi per quasi 500 anni, sempre con l'impero ottomano. Quindi ovviamente era alle porte dell'impero veneziano e quindi lo scontro era diretto, però era una forma un po' particolare, perché noi commerciavamo con l'impero ottomano, addirittura gli vendevamo la carta che veniva fatta a Bassano per poi firmare le dichiarazioni di guerra sulla stessa carta che gli ottomani noi gli vendevamo. Quindi diciamo Venezia, lo Stato Veneto era un po' uno Stato da un certo punto di vista molto avanzato che faceva guerra però allo stesso tempo commerciava e aveva allo stesso tempo che faceva la guerra addirittura a Venezia il fondo con i turchi dove veniva garantito l'incolumità e loro potevano commerciare, avere un punto di approdo e un punto anche di dialogo e di scambio culturale. Quindi era veramente particolare. Comunque la Turchia sì. Poi ovviamente i più nominati sono i francesi perché giustamente hanno anche chiuso l'epopea veneziana con il discorso di Napoleone. Quindi è chiaro che parliamo di una realtà più conosciuta, ma in realtà è sicuramente l'impero ottomano, il grande nemico. E con queste parole ringraziamo Luciano Dorella, Presidente Associazione Storico-Identitaria 16° Reggimento di Treviso. Grazie Presidente di essere stato con noi, veramente grazie. Grazie Mirella. Grazie. Presidente Cavallin, lei come ci saluta? Ma io credo che prima è emerso un po' l'importanza del dare voce alle persone, che poi alla fine non è una denuncia asettica, ma è in pratica la possibilità di dare rivendicazione dei diritti delle persone. Allora credo che sia importante il ruolo quindi anche di un strumento come quello appunto Rete Veneta in questo caso, ma di strumenti di comunicazione. Ma credo che poi, concludo, sia soprattutto il fatto che ci sia una capacità da parte degli enti pubblici, perché prima affrontavamo anche la questione che riguarda gli ospedali, non ci siamo addentrati sulle tante problematiche che ci sono, ma allora bisogna avere una capacità di mettere assieme tutti i soggetti pubblici del terzo settore eccetera per lavorare assieme a dare veramente delle risposte alle persone. Ed è quello che cercheremo di fare. Io partirò con i servizi, veramente i servizi alle persone che saranno questi centri estivi gratuiti. Aprirò un centro estivo a Villa Margherita, ne ho parlato anche con il Presidente Giancarlo Cavallin, se vorrà unirsi a noi per riuscire a dare risposta a quelle famiglie che non possono pagare i centri estivi. Ecco, i comuni più di tanto non riescono a gestirli, ce la stanno mettendo tutta, bisogna anche dirlo, quelli che riescono, però anche noi dobbiamo capire che forse questi centri estivi dovrebbero essere gratuiti, almeno quello, visto i tanti ragazzi che abbiamo che non sanno cosa fare quando terminerà la scuola, forse iniziare a farli sentire più responsabili verso anche i più piccoli e verso anche queste figure diversamente giovani, metterli assieme, penso che sia una buona cosa. Io lo farò di sicuro, chi c'è c'è, chi non c'è arrivederci come ho sempre fatto. Grazie al Presidente Giancarlo Cavallin. Pubblicità. È successo in Emilia Romagna. Intanto che scorrono le immagini andiamo a presentare subito i miei ospiti. Abbiamo da Trento collegato il professor Marco Borga, docente di idrologia all'Università di Padova. Buongiorno professor Borga, grazie di essere con noi. Abbiamo invece in presenza Sebastiano Baccichetti, cotitolare azienda agricola del Vittoriese, parleremo anche di agricoltura.
Ecco qua queste immagini. Allora io andrei subito dal professor Borga per capire cosa può dirci, ecco, cosa si può fare, ma è possibile che noi siamo sempre all'ultimo momento avvisati, ma adesso cominciano tutti a pulire, adesso, sempre dopo, non quando si potrebbe fare, perciò il mondo degli ambientalisti che dice no, in questo momento non si può, però bisogna pulire. Ecco, cosa ci dice, professore? Ma voi che siete competenti e noi che vediamo queste immagini, questi cittadini esasperati, non ci hanno avvisato in ritardo, non è arrivato nessun WhatsApp, cosa ci dice, professore? Come vede dal suo importante osservatorio queste situazioni che continuano sempre, comunque, colpo in Emilia Romagna, un colpo da noi, un colpo da un'altra parte, ma in Italia sempre dappertutto comunque? Beh, innanzitutto grazie a voi per l'invito e per l'opportunità di interloquire con il vostro pubblico. Eventi come quello che si è verificato questi ultimi giorni in Emilia Romagna possono essere determinati da cause anche diverse fra loro. Ovviamente precipitazioni molto intense, ma anche per esempio la presenza di neve sui rilievi più elevati. Avevamo passato un mese di aprile particolarmente fresco e quindi le temperature non erano riuscite a sciogliere, a fondere la neve che si era depositata nei periodi precedenti sui rilievi più elevati, e questo ha contribuito alla formazione dei deflussi durante l'evento di piena. Può essere anche che il lungo periodo di assenza di precipitazioni nelle fasce più basse e di temperature più elevate del normale, quindi questo periodo di siccità prolungata, abbia anche potuto contribuire alla formazione di deflussi importanti causa alcuni comportamenti del suolo che vengono identificati come idrofobici, ovvero impediscono o rallentano l'infiltrazione dell'acqua nel terreno. Detto questo, dobbiamo ricordare che normalmente la nostra capacità in termini di protezione civile e di previsione di questi eventi è abbastanza elevata. Ricordiamo per esempio quello che si è verificato durante l'evento Vaia. Siamo stati in grado di prevedere quell'evento e siamo stati in grado di fronteggiarlo con un'efficienza ed una capacità di intervento che confrontate con eventi precedenti, basta ricordare 66, non trovano assolutamente un riscontro, ovviamente per le capacità tecniche e scientifiche che da quegli anni sono migliorate, ma anche per una capacità complessiva della nostra rete sociale di rispondere, oltre che delle nostre istituzioni. Quindi sarei un po' meno pessimista rispetto a quello che lei paventa nel considerare questo evento. Ovviamente sì, ci sono eventi importanti che si verificano, eventi di precipitazione estrema, e questi eventi sono tanto più frequenti quanto più importante è il riscaldamento climatico. Da questo punto di vista abbiamo sempre più evidenze che l'aumento della temperatura porta ad un intensificarsi progressivamente più importante delle precipitazioni più intense. Quindi dobbiamo tenere presente questo, dobbiamo tenere presente la necessità continua di migliorare le nostre capacità previsionali e di reazione, però insomma abbiamo qualche capacità di intervento. Allora, io ho avuto ospite la Presidente degli urbanisti della Regione, la quale ha detto, professor Borga, possiamo fare poco perché è stato cementificato troppo e dove c'è il cemento noi non possiamo più intervenire. Cosa facciamo? Allora noi, e lo sappiamo perché i dati sono questi, abbiamo qua nel Veneto un territorio proprio tantissimo cementificato, e quando succedono queste catastrofi, perché il cambiamento climatico è in atto, lo dicono gli scienziati da parecchio tempo, però è anche vero che ho avuto proprio un ricercatore, uno scienziato, mi sembra 20 giorni fa, il quale ha detto: si parlava di questo già lo scorso anno, di siccità, di cambiamento climatico. Andiamo dallo scorso anno ad oggi. Cosa si è fatto? Mi volete spiegare cosa avete fatto, oltre che parlare di concreto? Cosa è stato fatto? Niente. Come risponde il professor Borga?
Allora, lei pone due domande, ovvero da una parte l'urbanizzazione o la cementificazione del territorio. Questo aspetto ha due risvolti importanti. Da una parte direi che temo che la cementificazione del territorio non corrisponda al reale quando noi ci riferiamo alle zone dove le precipitazioni si trasformano in deflussi, ovvero prendiamo proprio l'esempio della piena in Emilia-Romagna. Il territorio dove questa piena si è formata, ovvero i rilievi appenninici, è un territorio che negli ultimi 40-50 anni si è progressivamente depauperato di presenza umana. La popolazione in quei territori è diminuita e quindi in quei territori non possiamo parlare di cementificazione. Dove si è verificata la cementificazione e quindi dove l'urbanizzazione è importante? Nei territori a valle dove la popolazione in gran parte si è trasferita, quindi nelle zone di pianura, nelle zone che quindi diventano i punti vulnerabili del sistema, ma non perché in quelle zone si formi deflusso in maniera parossistica, ma perché in quelle zone abbiamo una formazione di centri abitati che possono essere più vulnerabili. Quindi è questa la dinamica che noi dobbiamo prendere in considerazione. Per quel che riguarda la seconda parte della sua domanda, ovvero quello che possiamo fare, quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo per limitare l'impatto del cambiamento climatico, possiamo fare due cose e su questo c'è stata un'azione, ovvero da una parte la mitigazione del rischio, ovvero diminuire per esempio le emissioni in maniera tale da limitare l'aumento della temperatura globale. Su questo ovviamente è difficile intervenire perché occorre cambiare la nostra struttura sociale, mitigare vuol dire riuscire a avere o mantenere il proprio stile di vita, lo stile di vita che abbiamo adesso, ma con un minor impegno di energia o comunque con una minore carbonizzazione della formazione di energia e in generale della società. Dall'altra parte abbiamo un'altra metodologia, abbiamo un altro tasto su cui agire e questo è l'adattamento. L'adattamento al cambiamento. L'adattamento al cambiamento significa riuscire a mantenere i livelli di rischio, di pericolosità bassi, come li abbiamo avuti, nonostante le precipitazioni per esempio aumentino di intensità. E in questo caso ci sono state delle azioni durante questo periodo, ovvero azioni rivolte alla siccità. Gran parte dei cambiamenti, per esempio, a cui abbiamo potuto assistito vengono dal comparto agricolo, dove si è passati da colture con un grande impegno di acqua a colture con un minore impegno di acqua. E qua la interrompo, professore, perché visto che abbiamo un agricoltore vorrei sentire cosa ne pensa il nostro Sebastiano Baccichetti appunto di questa siccità, di quello che ha detto anche il professor Borga. Ecco, invece da questo osservatorio, da questa parte, lei come commenta? Da questa zona siamo completamente al contrario. Noi abbiamo terreni a Vittorio Veneto, che è una zona in realtà abbastanza piovosa. Ne abbiamo in Alpago che è assolutamente piovosa, basta una nube di nulla e da un anno a questa parte la piovosità anche là è stata zero. Questi giorni qua o l'ultimo periodo qua è stato proprio zero. Mio figlio sta lavorando i terreni sperando che arrivi la pioggia per poter seminare, ma una zona che, ripeto, storicamente è la più piovosa del Bellunese quasi. Ecco, allora lei, secondo lei, come vede la situazione? Cosa si potrebbe fare? Voi delle volte avete le idee molto chiare, c'è qualcosa che non funziona? Allora, senz'altro quello che ha detto il professore, bisogna andare verso un futuro dove dobbiamo accontentarci di qualcosa di meno delle comodità che abbiamo avuto fino adesso, che le abbiamo avute, non dico gratuitamente, ma così arrivavano e le abbiamo sfruttate al massimo. Bisogna limitare queste emissioni, dalla parte nostra dovremo andare alla ricerca di coltivazioni che richiedono meno acqua,
purtroppo noi coltiviamo parecchio ortaggio. L'ortaggio, il 99% di un'insalata è acqua, non è... Certo. E quindi ha bisogno di un apporto Come idrico. vede la situazione, Bacicchetti? Ma io Ecco. soluzioni non ne ho. Dove attingiamo l'acqua vedo che purtroppo anche adesso abbiamo un torrente dove attingiamo e un pozzo alla portata che era in luglio l'anno scorso. Non è cambiato nulla. Queste piogge che sono state sono troppo leggere. Quello che dovremmo adattarci è a coltivare qualcos'altro di meno, che richieda meno apporto idrico. Professor Borga, come commenta queste parole di Bacicchetti? Allora, sono completamente d'accordo con il nostro amico per quel che riguarda le caratteristiche di eccezionalità dell'evento. Se noi ci guardiamo indietro, noi abbiamo la serie di precipitazioni più lunga al mondo, che è quella di Padova. Se noi guardiamo quella serie lì, la serie è stata iniziata verso l'inizio del 1700, quindi possiamo contare su 300 anni, quasi 300 anni di dati. E questa serie ci racconta che nell'ultimo secolo ci sono stati 4 eventi simili a questi. Esattamente un secolo fa, nel 1922-1923, abbiamo avuto un biennio particolarmente scarso di precipitazioni. Abbiamo avuto un altro biennio simile al nostro a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Non ce lo ricordiamo perché in quel momento i nostri padri, i nostri nonni erano in tutt'altre faccende affaccendati, ma nel 1942-43 abbiamo avuto una situazione assai simile, anzi più grave in termini di assenza di precipitazione rispetto a questa. E poi all'inizio del 2000. 2002 e 2003 abbiamo avuto un'altra situazione di carenza idrica, di carenza di piogge, ma con temperature molto più basse di quelle che hanno caratterizzato questi ultimi 2 anni, e quindi diciamo i flussi evapotranspirativi non erano così intensi come quelli che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, soprattutto l'anno scorso. Poi questi 2 anni si sono caratterizzati per l'assenza di precipitazioni invernali, e quindi ci manca proprio l'acqua nel momento del risveglio primaverile, quando ne abbiamo molto bisogno. Detto questo, c'è da dire che gli ultimi 20 anni in generale si sono caratterizzati per una piovosità leggermente superiore al consueto, e quindi ci siamo abituati ad una presenza, ad una possibilità di usare l'acqua in maniera normale, in maniera abbondante, e quindi con questa possibilità abbiamo anche cominciato a utilizzare colture che rendevano più di quello delle precedenti, e questo nella presente situazione di carenza idrica presenta un prezzo, certo, e lo stiamo pagando. Professore, ma queste famiglie in ginocchio che abbiamo visto, è possibile non riuscire veramente, come dicevano loro dalle interviste che abbiamo sentito, perché nessuno ci ha avvisato, eppure si sa benissimo, ecco, questa allerta gialla, rossa, arancione girava ormai da giorni sui cellulari, dappertutto, su internet. Ecco, a queste famiglie cosa possiamo dire? Perché se sono eventi che forse saranno frequenti o meno frequenti, bisognerà pure prendere dei provvedimenti, o continuiamo a dire beh, è successo perché il clima è cambiato, perché la pioggia è caduta tutta su un colpo. Cioè bisognerà pure allertare in qualche maniera, visto che c'è questo cambiamento in atto, che non si possono vedere neanche tragedie come abbiamo visto, come in questi giorni. La disperazione vuol dire perdere una parte di te stesso, ti ritrovi con le spalle al muro nel vero senso della parola. Professore, ho capito io, ma Cristo, possibile che con tutte le persone che paghiamo nessuna riesce ad arrivare in tempi giusti, in tempi corretti? No, sono completamente d'accordo con lei, oltre che la mia attività di ricercatore, sono anche membro della Protezione Civile, per cui so perfettamente le cose, i comportamenti e la disperazione delle persone che vengono colpite, in questo caso dalle alluvioni. Cosa si può fare? Da una parte migliorare le capacità previsionali, questo ovviamente si può, abbiamo dei margini di miglioramento, in questo caso tenendo presente in maniera più accurata della presenza di neve. È un tema questo che nella ricerca
dove nella ricerca si sta facendo delle cose, ma dobbiamo accompagnare questa migliore capacità di comprensione dei fenomeni in una migliore capacità predittiva. Dall'altra dobbiamo migliorare la percezione presso il pubblico del rischio di piena. Questo è particolarmente difficile perché, mi spiego, nel momento in cui noi siamo reduci da 2 anni di assenza di precipitazioni, nella zona colpita dalle alluvioni, come in Veneto, era 2 anni che le precipitazioni erano più deboli del normale o assenti. Di colpo siamo arrivati invece dall'altra parte dello spettro, quindi con precipitazioni molto abbondanti. La mente umana fa molta fatica a seguire questo tipo di alternativa, quindi ci troviamo in difficoltà a capire che anche dopo un periodo prolungato di assenza d'acqua possiamo avere un'alluvione importante. Immaginiamo che tutto sommato il rischio che ci viene indicato per esempio dalle previsioni, perché erano, come dice lei giustamente, erano circolate delle previsioni indicando dei livelli di pericolosità anche piuttosto importanti. Ma tutto sommato, essendo reduci da un periodo di assenza di precipitazione, tendiamo a diminuire l'importanza. Il comportamento individuale è importante in questi casi, perché nell'evento che stiamo ricordando ci sono state 2 perdite di vita umana, e quelle 2 perdite di vita umana, una è appunto, poteva forse essere mitigata, la seconda invece mi pare che sia stata per il collasso di un'abitazione e quindi non poteva purtroppo essere mitigata dal comportamento personale dell'individuo. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare agendo proprio da una parte sulla percezione del rischio individuale, che è molto difficile, su cui dobbiamo lavorare molto, perché il pattern di eventi con cui ci troviamo a confrontarsi è quello di assenza di precipitazione per periodi prolungati e poi l'alluvione, poi la formazione importante di deflusso, e questo rappresenta una alternanza difficile da cogliere per noi. Dall'altra dobbiamo ancora migliorare le nostre capacità previsionali. Allora andiamo a Padova, andiamo a vedere questo report dei fiumi e poi lo commentiamo anche col professor Borga, ma soprattutto anche con questo agricoltore Sebastiano Baccichetti, che dall'alto della sua diversamente giovane età forse può dire qualcosa di più in fatto di esperienza verso quelli invece che non riescono ancora a capire che tutti quanti bisogna metterci insieme e fare qualcosa. Questa è la verità. Andiamo a vedere. 11 fiumi monitorati, 40 volontari coinvolti, 50 punti campionati. Continua l'operazione di conoscenza e consapevolezza dello stato dei grandi corsi d'acqua veneti condotto da Legambiente in collaborazione con ARPAV. Risultati sconfortanti emergono dalla campagna 2022. La scarsità d'acqua, la cattiva depurazione, la presenza di inquinanti come i PFAS, ma anche i plastificati, destano allarme per 2 grandi fiumi, il Bacchiglione e il Retrone. Alcuni valori preoccupano a prescindere dal corso d'acqua, però il fiume Bacchiglione in particolare è un fiume che dimostra una pressione molto importante, così come il fiume Retrone, è un fiume in provincia di Vicenza, si sviluppa, che anch'esso è già noto a molti per il tema appunto dell'inquinamento da PFAS e anch'esso dimostra alcune criticità. Male anche il canale Piovego a Padova, che ha superato quasi del doppio il limite in uscita dagli impianti di depurazione per i valori di Escherichia coli. Per quanto riguarda i risultati di attività agricola, è il Dese il fiume più a rischio. Abbiamo localizzato nel Dese un valore di 5 volte sopra quello consentito dalla legge. Questo significa che nella parte in particolare nella parte della foce finale, significa che è lì nel bacino scolante, insomma, ecco che poi vanno a concentrarsi gli inquinanti che arrivano poi al mare, e dobbiamo preoccuparci quindi di valori che ci danno un segnale, un SOS da parte dei fiumi. Un dramma ecologico e sanitario che deve portare a vere politiche di prevenzione. L'invito di Legambiente, che tristemente commenta la sorte del Piave. A un fiume che sta anche dal punto di vista paesaggistico cominciando a dare dei segnali di cedimento. Penso che il Veneto non se lo possa permettere. Allora Baccichetti, si parlava, tanto che guardavamo il servizio, le diceva gli argini. Prego Baccichetti. In tempi di asciutta, come sono successi in questi anni precedenti,
era il caso di mettere mano a regimare queste acque, a predisporre che lo scolo, non come quello che abbiamo visto questi giorni del ponte, che è un ponte che cede dopo 9 anni perché un plinto si è un po' inclinato, no? Sono cose che non dovrebbero succedere, cioè insomma un po' di programmazione, di progetti e di materiale. E questo bisogna prevederlo. Adesso purtroppo nella nostra zona siamo completamente in asciutto, quindi non ci preoccupiamo più di tanto, ma non è così adesso che sarebbe il momento di intervenire e di sistemare, se qualcosa in futuro, come abbiamo visto che nei secoli è ciclica questa cosa, penso che sia giusto predisporre e approfittarne di questi momenti per prevedere che qualcosa cambi in futuro. Visto che abbiamo anche questi consorzi di bacino. Sono molto presenti, quindi sì, sono controllati, ma dovrebbero, secondo me, agire per un futuro che, in speranza che cambi qualcosa, non solo piangere perché adesso non sta piovendo. Guai a che arrivi come è successo in Emilia. Cosa facciamo? Professor Borga, prego. Sì, il nostro amico in maniera molto interessante e intelligente puntava l'attenzione sullo stato di manutenzione degli argini. Questo è stato anche probabilmente un fenomeno importante nell'alluvione dell'Emilia Romagna. Gli argini sono attualmente in alcuni casi presentano degli ecosistemi, pensiamo all'ospitalità che danno alle nutrie per esempio, e quindi alla vulnerabilità che questi ecosistemi determinano sulla stabilità arginale. Questo è un tema importante, un tema che chiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la nostra capacità di manutenzione degli argini, che è normalmente buona, ma la presenza di forme di vita come quelle che ho chiamato prima sono dei rischi importanti per la stabilità arginale e vanno controllate in maniera continua e in maniera molto attenta. Poi il tema invece riguardante il collasso che immagino tutti noi abbiamo visto del viadotto che è caduto lì, penso che siano più cose da magistratura che altro, quindi sono temi forse un po' diversi, ma comunque è vero, è nel momento della siccità che noi dobbiamo cominciare ad aumentare la nostra capacità di intervento durante le piene e viceversa, non dobbiamo mai focalizzarsi esattamente sul pericolo che in quel momento domina, in questo momento la siccità, per poi improvvisamente muoverci sulla piena, ma dobbiamo tenere presente lo spettro di pericoli costantemente nel nostro agire sia in forma istituzionale che in forma personale. Professor Borga, noi abbiamo visto dei servizi dove hanno evidenziato che in quasi tutta l'Italia, in gran parte, abbiamo gli acquedotti che sono dei colabrodo. Perché non si interviene o si interviene poco? È vero. L'Italia ha il dubbio primato di maggior consumo personale di acqua potabile. Abbiamo 420-430 litri al giorno per abitante. Non perché beviamo o ci puliamo in maniera molto più accurata degli altri cittadini europei, ma proprio perché le nostre reti purtroppo perdono molta acqua. Perché abbiamo questo problema? Perché non investiamo. È molto tempo che gli investimenti su queste infrastrutture latitano. I motivi sono diversi, ma la causa principale di questo tipo di azione è esattamente l'assenza di investimento su queste infrastrutture. Le teniamo in maniera povera, le manutenzioni vengono fatte per permettere di mantenere il servizio ad uno stato di sufficienza, ma l'acqua che noi perdiamo dalla rete è importante e su questo, come detto prima, abbiamo il primato europeo. Dobbiamo investire di più
le maniere, le azioni strategiche da attuare ci sono, ma il problema è proprio l'assenza di investimento su queste infrastrutture. Allora, le cose che servono purtroppo a questo paese vengono sempre fatte in maniera molto ridotta o non vengono addirittura fatte, e poi vediamo questi viadotti che crollano, sono soldi pubblici, teniamoli bene presente queste cose, perché sono soldi pubblici che forse saremo anche stanchi, veramente avviliti e sconfortati e demoralizzati, visto come sta conducendo veramente questa storia ignobile, che sono questi soldi pubblici che vengono veramente gestiti in maniera disastrosa. Allora Baccichetti, quello che è la mia domanda, allora, l'agricoltore che deve cambiare, non posso più seminare questo prodotto, devo inventarmi qualcos'altro perché questo è il mio lavoro, questa è la mia azienda, è tutto un investimento continuo invece che voi fate, pagati pochissimo perché la filiera è lunga dei prodotti che voi riuscite veramente a coltivare per poi vendere, e soprattutto poi alla fine quello che guadagna è sempre l'ultimo, ma all'inizio veramente la storia è molto lunga e complicata. Se fai un prodotto di nicchia perché è troppo poco, è di nicchia, il grande prodotto non riesci a gestirlo perché non si vuole, ma bisogna andare a prendere questi prodotti in altri paesi, noi buttiamo via i nostri perché dalla Sicilia al Veneto non arriva niente, però andiamo in Tunisia, in Spagna, cioè ci spiega qualcosa. Ecco, lei come vede questa situazione? Allora, che non è mica semplice neanche per questi poveri cristi, chi lavora 7 giorni a settimana e investendo continuamente. Prego. Vabbè, quello lo facciamo per passione, quindi... Bravo, che bravo. Però ci vuole anche il ritorno, perché la baracca stia in piedi, ci vuole il diria. ritorno economico. Ha coinvolto un po' il mondo globale, cioè è chiaro che andiamo a prenderle in Tunisia, come ha detto, o in Spagna, o che non sappiamo mica che danni stanno facendo anche loro per l'approvvigionamento idrico, per l'uso di prodotti che magari qua non sono consentiti e poi ci arrivano nel prodotto finito che usiamo, perché là sono ammessi prodotti che qua da noi sono anche 20, 30, 40 anni che sono messi al bando. Sì. Allora globalmente proprio non saprei come andrà a finire. Da noi penso che riferendoci al consumo di acqua e alle perdite che ci sono, anche là l'utilizzo bisognerebbe essere più parsimonioso. Usiamo l'acqua potabile per irrigare i giardini, o che sarebbe il caso, quella poca che arriva dalle grondaio, che fare un recupero. Mi sembra che in Germania questa cosa sia molto più utilizzata, cioè recuperare le grondaie per irrigare, per lavare il pavimento del giardino, del carasso, dove non serve acqua potabile. Invece qua da noi quella è, apriamo il rubinetto per qualsiasi utilizzo. Cosa dice professor Borga? Anche culturalmente noi siamo un po' in ultima, sempre ultimi o penultimi? Io normalmente contrasto questa percezione che noi siamo sempre gli ultimi e i penultimi, non è sempre vero, ma comunque invece sono molto d'accordo con quanto dice il nostro amico, il signor Baccichetti. È vero, ci sono delle iniziative che noi dobbiamo incentivare, ovvero a me viene ben male quando penso che per i nostri usi quotidiani usiamo la stessa acqua potabile che beviamo. Nel condominio adesso hanno attivato l'irrigazione, e l'irrigazione per l'acqua di irrigazione viene usata la stessa acqua idropotabile che usiamo per bere e per mangiare. Non è sostenibile questo in un periodo e in un futuro in cui l'acqua durante determinati periodi sarà sempre più scarsa. E questo implica che noi dobbiamo modificare i nostri comportamenti e dobbiamo investire su questi temi. Quindi dobbiamo, come diceva il signor Baccichetti, dobbiamo riuscire a catturare meglio l'acqua che cade sui tetti e riuscire a conservarla e riuscire a utilizzarla. Ma scusi professor Borga, lei dice che non siamo né ultimi né penultimi, ma scusi un attimo, se lei stesso dice che non si investe su una cosa che è preziosissima, che è il nostro territorio,
con appunto l'acquedotto, non solo con gli acquedotti. Vediamo come siamo messi in questo paese, mi scusi Abbiamo i viadotti che cadono dopo 9 anni, ma non è la prima volta. Abbiamo l'industria che è quasi ferma perché hanno segato gli artigiani piccolini con la burocrazia, con le tasse, con tutto. Non abbiamo ancora la banda larga in certe situazioni e ci vogliono far volare e andare nella luna, perché questo è quello che dicono gli scienziati, i ricercatori, gli ospiti che ho io, i primari degli ospedali, i docenti delle scuole. Capisce bene che io non posso dire che non siamo ultimi o penultimi, no, siamo i primi dove? Se lei mi vuole fare l'elenco dove siamo primi, abbiamo gli stipendi più bassi, le pensioni più basse, non abbiamo infermieri, non abbiamo medici, non abbiamo docenti. Capisce che non va bene? Io capisco che lei deve rimanere in equilibrio, professor Borga, ma io che non devo rimanere in equilibrio posso dire quello che sento e quello che vedo. Mi scusi, professor Borga, qua abbiamo un agricoltore, sì, gli agricoltori sono presi in considerazione, me lo dico a lei, se fai il vino è una cosa, se fai qualcos'altro, ciao. Prego, professor Borga. Allora, io devo parlare di quello che so e di certo. Quindi io accetto benissimo quello che lei dice ed è parte della percezione comune. Ci sono un sacco di settori dove abbiamo delle criticità e criticità importanti. Ne abbiamo altri dove invece siamo, io non so se siamo primi, secondi o terzi, ma dove riusciamo ad avere dei buoni servizi. Perché, per esempio, non abbiamo e non riusciamo a promuovere queste migliori pratiche di infrastruttura edilizia, di servizi, dove utilizziamo l'acqua nel momento in cui cade sulle abitazioni in maniera tale da conservare l'acqua, utilizzare quell'acqua per determinati scopi? Ma perché siamo abituati ad avere più acqua di quella che noi usiamo. Il quantitativo d'acqua che cade in media in Italia, noi abbiamo circa 1000 mm l'anno in Italia, sulle terre emerse globalmente ne cadono 700, quindi 30% in meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in una posizione invidiabile dal punto di vista climatico, con una disponibilità di acqua che ci arriva dal cielo molto maggiore di quella di cui godono gli altri esseri umani, e di cui in maniera tale a volte da permetterci un uso non razionale della risorsa. E se pensiamo questo negli esempi per quel che riguarda gli usi potabili o gli usi civili dell'acqua, o per esempio anche per quel che riguarda determinate colture che noi abbiamo incentivato, che per esempio il mais in determinate zone, quando sappiamo che il mais è una cultura idrovora di prima grandezza. Quindi sì, determinate tattiche, determinate strategie sono tali da averci portato a usare l'acqua in maniera dissennata. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia, ciao, è partito il grigliatore? È partito finalmente il sgrigliatore qui da te, l'hai visto? Sì, ho visto anche, stavo tornando a casa da fare la spesa e ho visto che c'era gente in vestiti blu e mi sono immaginata. Taglio del nastro. Però io sto ancora attendendo le luci. Ecco, appunto. Prego Nadia. Niente, volevo dire, allora ieri ho comprato del riso, 3,60 €, un pacco di riso, 1 chilo, che sarebbero 7.000 lire delle vecchie lire. Ma quanta speculazione c'è? Il riso non è stato fatto ieri o l'altro ieri. Il nuovo raccolto deve essere ancora da raccogliere. E perché questi prezzi? Non è ammissibile. Perché guarda, ieri ho speso 140 euro la spesa, ma non ho fatto tanto, non ho comprato tanto. Ma si rendono conto che questi prezzi non...
Però le pensioni rimangono sempre quelle, ti danno l'accontentino, ti danno un aumentino, però dopo dietro se l'hai già mangiato ancora prima di iniziare. E dopo, come ho visto ieri sera, una trasmissione del PNRR che adesso, non so, va per altre strade, non serve più per la sanità, per tutto il resto, svincolano per altre strade. Insomma, qua non ci mettiamo a posto, non ci mettiamo. Dopo volevo chiedere al professore, perché non tratteniamo l'acqua che va al mare dei nostri fiumi, che ne abbiamo abbastanza? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia. Allora Bacicchetti, speculazione sui prezzi, lei come vede la situazione? Tanto per cambiare? Sì, senz'altro che dall'origine al consumo, arrivare al consumatore, ci sono dei passaggi che lo sappiamo, ce lo vediamo. La signora diceva che ha speso 150 euro e il carrello non so quanto era pieno. È vero, le cose sono cambiate da questi anni, però è anche vero che, no, non voglio essere tanto pesante, ma abbiamo mangiato a gratis per 50 anni, cioè è stata l'ultima cosa valorizzata il consumo, cioè eravamo disposti a spendere 100 euro per un maglione, 200 euro per le scarpe. Ma lei quanto ha aumentato i prodotti che vende? Diciamo, noi vendiamo direttamente, quasi nulla. Ecco, sentite. E poi dicono, professor Borga, ha sentito? Noi non abbiamo aumentato, almeno io con dei dice... costi, per paragonare altro che è aumentato l'imballaggio, è aumentato, cioè la borsa che prima costava niente, adesso costa 20 centesimi, cioè una bottiglia che costava 30 centesimi adesso costa 1 euro. Il nostro prodotto, cioè, stiamo guadagnando meno di 2 anni fa, cioè per compensare il costo finale andiamo a mangiare sul nostro prodotto. Ho capito. Avete sentito? Ce ne sono tanti di Bacicchetti, guardate, che pur di cercare anche di tenere anche la clientela, di dare sempre un prodotto ottimo, di qualità, fanno i salti mortali. Avete sentito com'è la situazione? Bene. E poi continuiamo con la speculazione che dice la Nadia. Collegandomi a lei, sì, alla signora, bisogna accontentarsi di qualcosa meno, cioè quel lusso... Abbiamo avuto guarda, con 4 soldi che girano in tasca ormai è lusso. Per pochi è ancora tanto. Problemi dobbiamo abituarci a vediamo gli yacht sempre più grandi. C'è stata appena adesso la mostra nautica. Fortunati quelli, dico, per carità. Fortunati quelli. Allora, professor Borga, come risponde alla nostra Nadia, che lei fa una riflessione? Prego. Sì, la signora Nadia ci chiedeva, ma come mai noi non riusciamo a usare tutta l'acqua dei fiumi evitando che venga persa nei mari? Signora, noi potremmo anche farlo, ma che cosa succede se il flusso di acqua dolce arrivando al mare si interrompe? Avremo un altro flusso, un flusso di acqua salata all'interno dei fiumi. Gran parte dei nostri corsi d'acqua per gran parte della pianura veneta sono allo stesso livello del mare, quindi se il flusso d'acqua dolce dalle terre al mare viene interrotto e noi usiamo tutta l'acqua, succederà che avremo molta più acqua salata che percorre in senso inverso i fiumi. È quello che succede quando noi sentiamo parlare del tema del cuneo salino. Il tema del cuneo salino, quindi l'intrusione di acque salate, la propagazione di acque salate verso il territorio, dal mare verso la terra emersa, si verifica proprio quando le portate nei fiumi sono molto basse. Se noi per qualche motivo riuscissimo a interromperle, perché vogliamo usare tutta l'acqua dolce, avremmo un flusso di acqua salata dal mare verso l'interno, con effetti ovviamente che per gran parte del territorio veneto, quello di pianura, sarebbero deleteri, perché non si potrebbe più irrigare, non si potrebbe più usare l'acqua per molti scopi, compresi scopi idropotabili, e quindi avremmo una catastrofe. Quindi noi dobbiamo pensare sempre che il nostro ambiente è fatto di acqua dolce che arriva al mare,
l'ambiente è stato costruito dalla natura in questa maniera e noi lo stiamo usando in questo modo. E non possiamo invertire le cose se vogliamo diminuire le possibilità di catastrofi. Allora andiamo a vedere anche, visto che abbiamo nominato la protezione civile, anche cosa dicono i vigili del fuoco sulla siccità. Andiamo a Treviso. Le prime giornate nelle quali assaporare il tepore della primavera, le festività pasquali ed i primi picnic all'aria aperta con le classiche gite fuori porta e le immancabili grigliate. Con l'avvicinarsi di Pasqua e Pasquetta e poi ancora i ponti di 25 aprile e 1 maggio è alta l'allerta dei vigili del fuoco sul fronte degli incendi, perché mai come quest'anno la prolungata siccità ha creato le condizioni di elevato rischio per gli incendi boschivi. La vegetazione è in gran parte ancora secca, per cui con l'avvio delle attività primaverili, grigliate e attività fuori porta, dobbiamo avere quella giusta attenzione nel accendere fuochi, soprattutto in vicinanza o all'interno di zone boschive o zone altamente con presenza di vegetazione e avere la dovuta accortezza. Per la tradizionale grigliata scegliere quindi le aree attrezzate per il barbecue e per il fai da te, evitare qualsiasi sito dove si possa verificare una propagazione dell'incendio alla vegetazione circostante. Predisponiamo un sito nel quale siamo sufficientemente lontani da zone boschive. Adesso la calura ancora non è eccessivamente elevata, per cui magari prendiamo il sole e ci mettiamo su un prato libero da vegetazione e lontano da possibili rischi di propagazione di incendi. Ecco, ho fatto vedere questo video molto importante, ringrazio sempre i vigili del fuoco, veramente se non ci fossero dovremmo inventarli nel vero senso della parola per la competenza e la professionalità, ecco, con le quali spiegano anche gli accorgimenti da tenere, visto che sembra che ci sia un bel weekend con il sole, molti cominceranno pure a fare queste gite, vero Baccichetti, e queste grigliate. Io vorrei sentire anche i prodotti che le hanno dato più soddisfazione, quali sono? Ma nato in agricoltura da 70 anni, purtroppo ne abbiamo visti di cambiamenti. Come diceva il mais, che sembrava 30 anni fa, 40, che fosse la soluzione per gli allevamenti, l'insilato che è stato azzerato. Sia per il consumo, per l'evento di altri. No, io tutto quello che ho fatto a scapito della famiglia ho avuto soddisfazione anche dalla famiglia, però l'ho trascurata quella, in compenso mi sono divertito, mi sono preso le mie soddisfazioni con l'olio ad esempio? Con l'olio e anche vedi con che mi altro... ricordo Baccichetti e mi ricordo del suo olio. Beh, è stato un po', abbiamo fatto da traino nella zona abbiamo iniziato 40 anni fa, ha fatto da traino per altri olivicoltori, che adesso è diventata una cosa abbastanza importante ultimamente come coltivazione, che ci sta dando una bella soddisfazione. Abbiamo recuperato un seme di fagioli che è le Mame dell'Alpago, che erano coltivate consociate sul mais da qualsiasi famiglia contadina. È andato perso con l'arrivo dell'evento dei diserbi, non poteva più essere consociato al mais perché non... E era un seme andato perso, noi da 10-15 anni... Seme autoctono perciò? Sì. L'abbiamo recuperato, non riuscivamo più a farlo qua a Vittorio per le temperature, andiamo a coltivarlo in Alpago dove è il suo origine, le temperature sono più fresche in estate e quindi riusciamo. E quello ci sta dando una bella soddisfazione perché chi non l'ha mai conosciuto quando lo prova sente la differenza, perché è un fagiolo veramente di qualità superiore agli altri. E chi lo conosceva 40-50 anni fa, quando vede che lo abbiamo a disposizione per la vendita, si illumina perché ha il ricordo di quando era ben più giovane. La famosa memoria, sì. Vero? E quindi ma quanta passione Baccichetti per continuare anche a credere, ecco, in certi semi, ecco, la ricerca non è mica così semplice come la racconta Baccichetti, ecco, c'è proprio una passione incredibile. Sì, la passione, sì. A dire la verità, io sono
a fine carriera, ho 75 anni, quindi non è Però assimilato poco. bene perché c'è un'azienda che va avanti? Sì, in qualche maniera abbiamo sia il figlio che il nipote con degli aiutanti perché, a dire la verità, io sono l'ultimo dei 12 fratelli. Ecco, reperire la manodopera, ad esempio. Volevo arrivare. Sono l'ultimo dei 12 figli, mia madre, eravamo 12, tutti in azienda, cioè manovalanza ce n'era, cioè forse la facevano per quello perché non c'erano i trattori, aveva bisogno dei figli per lavorare la terra. Adesso purtroppo siamo rimasti, io e i 2 ragazzi, abbiamo bisogno di nostra manodopera braccia locale. Fresche e forti. Non se ne trova. Perché sono alla ricerca, è da qualche anno che abbiamo 2 africani. Se sono bravi, che lavorano bene, qual è il problema? Non hanno la nostra mentalità perché un anno ci hanno anche abbandonato tutti e 2 perché hanno il richiamo dell'industria, gli altri compagni sono rientrati comunque perché l'industria non è proprio rose e fiori. Da noi all'inverno sono abituati a ritornare in Africa e stare 2 o 3 mesi. Per noi va bene perché da novembre a febbraio non abbiamo chissà che di... Nell'industria non lo puoi fare. Nell'industria non la permettono e quindi l'hanno mandato. Allora, professor Borga, come ci saluta e che appello vuole fare? Sentiamo come ci saluta il professor Marco Borga. Volevo fare così un richiamo alla capacità, per esempio abbiamo visto prima i vigili del fuoco, quando penso a loro, penso alla capacità di queste persone che in gran parte lavorano, sono dei volontari e mettono a disposizione il loro tempo, sia durante le giornate che abbiamo visto ricordate nella trasmissione, ma anche e soprattutto quando abbiamo eventi luttuosi e catastrofici. Io penso che questa disponibilità delle persone a mettere gratuitamente parte del proprio tempo a disposizione delle altre e della collettività sia qualcosa di estremamente importante. Lo vediamo andare avanti, vediamo che queste unità riescono anche ad arricchirsi di persone giovani, quindi si tratta di un discorso che va avanti, quindi io penso che questa sia una cosa che possiamo caratterizzare come buona fra le cose che ci capitano intorno e rappresenta un punto importante del nostro vivere civile. Grazie, salutiamo il professor Marco Borga, docente di idrologia all'Università di Padova. Buon lavoro professor Borga e grazie di essere stato con noi. Sentiamo invece come ci saluta Baccichetti. Grazie professore. Grazie. Sebastiano Baccichetti, ecco, cosa chiederebbe ad esempio lei? Adesso c'è un nuovo governo, ci sono nuovi ministri, c'è il ministro anche dell'agricoltura, cosa chiederebbe Baccichetti? Beh, intanto più che alla politica, che è quella che dovrebbe comunque indirizzare, lo chiederei a tutti di cercare di moderare un po' le pretese, cioè quello che abbiamo avuto a un prezzo bassissimo, dico gratuito, non era gratuito, ma di accontentarci un po' meno. Io ho un esempio, Baccichetti. Ho degli amici che sono andati sulle Ande, sono andati in India, ma non sono saliti ancora sulle nostre colline. Cioè, bisogna anche accontentarsi di questo, fare un viaggio in meno e apprezzare quello che abbiamo a 10-20 chilometri. Che ci chiamano il bel paese, vengono da tutto il mondo per vederci. Sì, ho capito, noi invece andiamo da prendono l'aereo per andare 5 giorni o 3. No, dico così, l'ho utilizzato anch'io, sia per lavoro, però cercare di moderare un po', di accontentarci un po' meno, di aver meno pretese. Oddio, con questi stipendi e con queste pensioni non c'è mica tanti che va sulle Ande. No. Ci sarà sempre la nicchia che continuerà ad andare sulle Ande. Non dico le Ande, ma anche l'utilizzo della macchina, le vetture. Cioè, 40 anni fa, 50 anni fa la Topolino si metteva a posto con un pezzo di fil di ferro e una tenaglia. Adesso le macchine hanno, non solo le macchine, anche i trattori. Cioè hanno il telefono, la guida satellitaria, che sono tutte cose che vanno va avanti Baccichetti, la tecnologia, la ricerca e la scienza. Andare un po' più piano. Se qualcuno investe e va avanti, guardate proprio dove siamo arrivati con la tecnologia, è una cosa veramente intelligenza artificiale ormai che gira, ormai ti operano con l'intelligenza artificiale. Secondo me è un po' troppo di galoppo sta cosa, cioè bisognava
Andare più lenti? Un po' più lenti. Meno rock, molto più lenti. Sì. E allora dove dovevamo andare rock siamo lentissimi, dove dovevamo essere lentissimi siamo rock, vai a capire sto paese. Grazie al nostro Sebastiano Bacicchetti, grazie. Pubblicità. E pensate che abbiamo questa mattina finalmente, perché si diventa peso del Papa, abbiamo Mattia Catapan collegato con noi da San Martino di Lupari Padova, fondatore Crossabili. Ciao Catapan, dove sei finito? Buongiorno Mirella, sono appena tornato dal commercialista, sono sempre in giro, tantissimi progetti, tantissime collaborazioni, meglio di ogni aspettativa. Allora sono felice perché ti vedo veramente ottimista, sei arrivato l'ultima volta che eri un po' pessimista, invece ti ritrovo bello, pimpante, vuol dire che qualcosa è arrivato, soprattutto hanno capito l'importanza della tua associazione. Prego Catapan, raccontaci. Beh, le novità che abbiamo, siamo riusciti, è cambiato anche il mio umore, il mio punto di vista, è che abbiamo creato in primis una collaborazione con ETRA dove abbiamo mostrato al mondo che anche i ragazzi con disabilità, se vengono dati dei compiti e delle mansioni ben precise, possono essere un arricchimento per la società, un valore aggiunto. Come dico sempre, la disabilità non è un limite ma è una ricchezza, e sulla base di questo li abbiamo muniti di pinze, li abbiamo muniti di sacchetti di immondizia, i giubbottini, il cantarifrangente, li abbiamo portati in giro per il campretto e li abbiamo portati a raccogliere i rifiuti, dove camminare è diventato fisioterapia, respirare aria pulita è diventato benessere, il problema della disabilità e la solitudine, stando insieme diventiamo una grande famiglia, quindi un progetto veramente bellissimo. Però altre cose veramente importanti e meravigliose che stanno succedendo è che abbiamo comprato un deposito a Tombolo dove lo stiamo rendendo agibile e accessibile, con la voglia di farlo diventare un punto di riferimento per il mondo della disabilità, dove possiamo creare nuovi progetti, fare brainstorming, ospitare ragazzi, porteremo là il parco auto Crossabili, lo faremo diventare anche museo con tutti i trionfi, le vittorie e tutti i poster, i loghi, i calendari che ci fanno i ragazzi con disabilità agli eventi. E un'altra cosa invece big sarà il 2 settembre a Cittadella. Faremo Crossabili Show per il sociale, prevediamo 15.000 persone come pubblico, faremo un show di freestyle motocross, motobuggy terapia per i ragazzi con disabilità, faremo una camminata solidale, porteremo più di 36 aziende che potranno esporre i propri prodotti, faremo beverage, mangiare, una lotteria dove stiamo cercando di mettere come primo premio un'auto, quindi cambiare il lato della medaglia e far diventare protagonisti i ragazzi con disabilità, e dimostrando con i fatti che quando c'è la volontà nulla è impossibile. Allora io vorrei anche ringraziare per la sensibilità il sindaco di Cittadella, Piero Bon, perché è una persona che io ho conosciuto, anch'io quando ho avuto qualche problema lui ha sempre cercato di risolverlo. Ecco, la sensibilità è quella che manca forse a qualcuno, avere degli amministratori sensibili, come io dico sempre qui a Treviso il sindaco Mario Conto è molto importante per il mondo dei diversamente agili, come li chiamo io, però non è sempre facile, o sbaglio Mattia? Beh, io ti dico la verità, hai citato Luca Pierobon, che per me è una grandissima persona, nei confronti di Crossabili, nei confronti di me, è sempre disponibile, e anche quest'anno abbiamo già fatto tante cose insieme. Però non posso negarti che avendo creato credibilità con Crossabili abbiamo le porte aperte, riusciamo a collaborare col comune di Padova, Carmignano di Brenta, ma così in tutta Italia. Adesso il 29 maggio partiremo, faremo il Giro dell'Italia con Mask to Ride e torneremo l'11 giugno dove faremo circa 2 esibizioni al giorno e raggiungeremo più di 5.000 ragazzi con disabilità, e le porte aperte ce le abbiamo abbastanza ovunque. Però non nego e approvo quello che hai detto, perché le difficoltà burocratiche, la sensibilità che un po' manca tante volte è un ostacolo e crea problemi che tante volte potrebbero essere risolti semplicemente
con dei confronti. Più che manca la sensibilità, per me manca proprio la conoscenza. Un'altra cosa che faremo il 12 maggio, faremo con l'Unione Architetti di Padova, parleremo dell'accessibilità. Il problema è proprio alla fine, finché non ti capita, finché non hai qualcuno vicino, qualche conoscente, che non ti metti nei panni di chi sta peggio, perché nella vita cerchi sempre di star meglio, di guardare al futuro in maniera positiva. Però per me la chiave di tutto questo è che se noi creiamo accessibilità, diventiamo più sensibili, ci rendiamo conto che dare è più bello di ricevere. Non è tanto quello che diamo, ma è molto più quello che portiamo a casa. Quindi non nego i problemi che hai citato, però io vado avanti come un treno, non mi fermo e cerco sempre di trovare soluzioni e non porgermi ostacoli. Più che un treno ti si diventa una navetta spaziale ormai, questa è la verità, anche con la velocità con la quale ti muovi e riesci a far muovere. Però io volevo anche un pensiero da te, perché io sento parlare sempre, non ci sono i giovani non hanno voglia di lavorare. Tu invece porti avanti un mondo anche di giovani invece che stanno cercando di dare più di quello che potrebbero dare, perché ci credono, perché credono, come hai detto tu, nell'ambiente, nella socialità, ecco, non vogliono essere emarginati, fanno di tutto per capire che vi muovete in maniera diversa, tanto è vero che io li chiamo e vi chiamo diversamente agili, ma siete delle persone con nome e cognome che cercano di fare la quotidianità che facciamo tutti noi. Perciò questa grinta, ecco, questa barra dritta che tu tieni per far cercare di capire che qui bisogna cambiare il registro da parte di qualcuno è molto importante, perché vuol dire che tu metti la benzina nel motore, perché tu sei il motore ma loro sono anche la benzina, la tua benzina, come dico io della mia grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta. Prego. Beh, è proprio così, cioè i giovani sono il futuro e soprattutto in questo 2023 sto trovando un riscontro molto positivo. Io credo molto nei giovani, però sono consapevole che l'esperienza, ad esempio anche l'evento che abbiamo fatto con ETRA, dei pensionati del nostro paese possono ancora fare la differenza e essere ancora una volta un valore aggiunto. Ti dico, da Alleghe abbiamo conosciuto un'associazione, abbiamo creato l'evento ad Alleghe che abbiamo portato 350 ragazzi disabili sulla neve a guidare motociclette e no bike. Ho trovato un'associazione da Due Ville che loro corrono in moto, hanno un team, ci hanno dato disponibilità per fare i volontari qualora abbiamo bisogno. Abbiamo appena fatto un incontro con l'istituto, col liceo di Cittadella, avevamo più di 800 ragazzi e la verità è che i ragazzi non è che non gli interessa il mondo della disabilità, la verità è che bisogna sempre capire come ci si pone e come ci si comporta. Mi aggancio al tuo discorso dicendo che in primis siamo persone. Nel mio caso, che abbia davanti un ragazzo che non è in grado di intendere e di volere quando stiamo creando un evento, che sto parlando con un imprenditore multimiliardario che può svoltare la realtà di Crossabili, io prima di entrare in gioco, in azione, mi metto sempre davanti che siamo delle persone. Un abbraccio, una carezza, un sorriso è quello che serve per essere felici. Fermo un attimo Mattia, perché è arrivata Cristina da Spresiano, se no mi cade la linea. Vai Cristina, ciao. Ciao Mirella, buongiorno. Volevo dire una cosa. La signora Nadia, ma sa fare la spesa o non so? Ogni volta c'è sempre qualcosa che non va. Ci sono un sacco di supermercati, anche dove abito io ce ne sono 4. Ci sono offerte dappertutto. Io acquisto quando è in offerta la roba e dura 15 giorni. Ok? Non lo so come fa a spendere tutti quei soldi là. O va a cambiare le champagne? Saluto tutti, buona giornata. Abbiamo sentito Cristina, bisogna anche capire che Nadia ha anche dei figli, ha dei nipoti, perciò bisogna vedere anche il numero delle persone per le quali, ecco, fai la spesa,
perché ha 2 figli, ha 2 nipoti, il marito, perciò sono 6 persone e come dice giustamente, lei parlava dell'aumento del riso che non lo trovava corretto e ha fatto bene a dirlo, anzi bisognerebbe dire che quando trovate qualcosa, come ha detto il comandante della polizia locale di Treviso, comandante Gallo, Andrea Gallo, quando vedete questi aumenti cercate di chiamarci perché vediamo se veramente è un aumento che va fatto o se c'è qualcos'altro sotto, perciò cercate di capire che quando vedete che qualcosa non va, capire se è giusto questo aumento. Detto questo, Mattia, quello che mi interessa premere e capire che forse anche questi fondi del PNRR che erano destinati al terzo settore stanno prendendo delle pieghe diverse, delle strade diverse. Ecco, come mai questo mondo che dovrebbe essere il primo a essere supportato, ad aiutato con progetti validi che vengono presentati e che sappiamo benissimo che ci sono, invece dopo qualcosa cambia e come vedete Mattia e come tanti Mattia dobbiamo sempre andare alla ricerca di questi sponsor, di questi aiuti, perché a livello nazionale e politico non è che arrivi più di tanto. Prego Mattia. Hai toccato un argomento molto caldo, nel senso, io ti dico la nostra realtà, la mia esperienza. In 4 anni abbiamo realizzato più di 300 eventi. Ho provato a prendere dei bandi sapendo che i nostri progetti hanno tutti i principi, i valori e le caratteristiche diciamo del baldo selezionato, però non siamo mai riusciti a portarne a casa uno. Nonostante, come ho detto, 300 eventi realizzati, 40.000 ragazzi con disabilità che hanno beneficiato di crossabili, girato l'Italia da nord a sud, compresa Sardegna e Sicilia, e il problema è che senza le aziende, senza gli imprenditori che tra virgolette investono, che non è investire ma è proprio sposare l'eticità del progetto, anche crossabili non esistirebbe. Ho provato a prendere anche delle agenzie che seguono proprio il discorso di prendere bandi, ma non c'è verso. È molto complessa, la burocrazia è molto difficile e sono consapevole che se hai dei contatti puoi arrivare all'obiettivo, se non ce li hai non ci arrivi. Non è una cosa assolutamente giusta, anche perché se non riusciamo a prenderlo noi di crossabili con uno storico come ho appena citato, un'associazione più piccola magari che comunque fa del bene e l'obiettivo è aiutare il prossimo, le difficoltà sono ancora più grandi. Quindi non so come trarre conclusioni se non dire che abbiamo bisogno di semplificazione. Adesso ho sentito la chiamata che si parla di aumenti. Noi organizzando eventi abbiamo avuto un incremento di costi, una roba spaventosa, quello che l'anno scorso spendevamo 2 anni fa con metà soldi ce ne vogliono il doppio, quindi sì, è inutile, lo sentiamo sempre per televisioni, sentiamo sempre per i media, però la verità è che bisogna arrivare a una semplificazione e dare la possibilità a tutti, in base alle capacità, alle caratteristiche, a quello che viene fatto, di beneficiare di queste cose. Io da presidente dei crossabili non siamo mai riusciti, nonostante tanti soldi siano stati portati al PNR, a beneficiare di questo. Senti Mattia, un'altra cosa importante è lo sport, il mondo dello sport. Questo sport che vediamo con queste Olimpiadi, che ci saranno tanti soldi che arriveranno. Però noi abbiamo avuto qui ospite il presidente del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, Ruggero Vilnai, che ha dovuto fare un convegno a Cortina perché abbiamo gli alberghi che non sono ancora a norma e non hanno la funzionalità per le persone diversamente agili. Ma secondo te c'è qualcosa che non gira oppure qualcuno non voleva far entrare queste persone diversamente agili in questi hotel anche di lusso, in questi alberghi, in questi ristoranti? Abbiamo sentito, non so se hai sentito anche tu quella signora che ha denunciato quel caso del figlio perché faceva diversi un po' strani durante il pranzo, che volevano accomodarla da un'altra parte perché dava fastidio a qualcuno. Non so se l'hai sentito questo caso purtroppo che è successo. No. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, come mai non c'è questo? Non ho sentito questo caso
però sono consapevole che c'è molta ignoranza. Cosa dico riguardo a questo? Ed è su questo che noi stiamo lavorando molto. Bisogna cambiare punto di vista. Un ragazzo con disabilità che va in un hotel è un cliente che paga, come paga un normodotato. Accessibilità non vuol dire disabilità, ma vuol dire più comodità per tutti. Io in carrozzina vado bene, ma va bene la mamma con il girello, con il passeggino che ha il bambino, va meglio l'anziano con il girello, va meglio la persona che si spacca il piede. Il costo che da rendere un ambiente accessibile, non accessibile, che sia privato o pubblico, al momento di progettazione sono uguali i costi, perché fare una doccia a filo pavimento o farla rialzata o fare un gradino all'entrata al posto che una rampa, dal punto di vista economico di realizzazione è lo stesso. Ma però finché la persona con disabilità viene vista come una cosa scomoda, come un disabile, non come una persona, il bello è che c'è un business dietro assurdo. Apro due parentesi. Con quello che andiamo a fare con gli architetti, con l'Unione Architetti di Padova, è proprio questo: far capire che la normativa del bagno accessibile è come del 1972 e i bagni che ti obbligano, ai sanitari che ti obbligano a montare per rendere un posto accessibile a persone con disabili, non è funzionale per una persona disabile, perché la legge è vecchia, gli strumenti, la tecnologia ha fatto passi da giganti, non vengono sfruttati e non si può rimanere nel passato quando abbiamo un futuro che potrebbe essere molto più roseo. Apro un'altra parentesi, abbiamo appena visitato in Croazia For All, che è, diciamo, un'associazione che segue dal punto di vista di accessibilità per le vacanze, perché ok che ci sono le Olimpiadi a Cortina e adesso ci sarà là l'attenzione mediatica, ma se io domani voglio andare in vacanza non so, perché le strutture che possono farmi, se voglio andare al mare, la struttura che mi permette di entrare in acqua sono poche, gli alberghi che sono accessibili sono pochi, cioè io che viaggio molto, ogni volta la media per trovare un hotel o un B&B o qualunque tipo di struttura devo fare 8 chiamate per averne una. Quando dico sono in carrozzina diventa che l'albergo, l'hotel è pieno. In verità non è che non è pieno, è che non è accessibile o non è predisposto ma per me si deve lavorare a monte, bisogna semplificare la burocrazia, cambiare le normative e fare in modo che ieri è capitato a me, domani non si sa a chi capita, ma soprattutto apro una terza parentesi, adesso ho amici della mia età che stanno comprando casa e fanno un mutuo per 30-40 anni, perché adesso non è più un mutuo di 20 anni per comprarsi a casa, ma è arrivato a 40 anni, quindi da 30 anni si trovano a 70 anni che stanno ancora pagando il mutuo e si troveranno che quando sono anziani non hanno la casa predisposta per l'accessibilità, quando le modifiche da fare sono veramente 5. Il WC che non sia appoggiato al muro ma 20 cm più alto, la doccia a filo pavimento, la maniglia della finestra più bassa, la possibilità della cucina che il piano cottura sia autoportante. Quindi cosa voglio dire? Sono veramente poche le cose, però al momento in cui stai investendo per il tuo futuro, stai comprando casa, te non pensi che domani diventerai vecchio e che la vita è una piramide dove sei giovane, cresci e poi avrai una discesa fino alla morte, diciamo. Oppure può capitare quindi qualcosa che ti renderà che non riuscirai più a frequentare, perché può capitare, devi pensare, sì. Ascolta Mattia, ma secondo te non c'è la volontà, perché come abbiamo sentito il terzo settore è sempre stato all'ultimo posto, prima il professor Borga mi diceva ma lei dice che siamo penultimi o ultimi, perché è la verità, è inutile, cioè io non ho l'equilibrio e devo stare attenta a quello che parlo, se vivo sulla mia pelle e so di quello che dico, non funziona! Perché non gliene frega niente di questo mondo, non gliene frega niente, se no avrebbero investito molto di più. Non abbiamo strutture, o sbaglio? Avete sentito Mattia? Abbiamo comperato, abbiamo avuto uno sponsor, ma perché si è rimboccato le maniche e ha capito che bisogna dare risposte immediate a queste persone con un lavoro dignitoso, con degli appartamenti accessibili, o sbaglio Mattia? Beh, tocchi tantissimi punti, ti dico, bisogna sapere da chi si incontra riguardo al lavoro. Ho aziende in questo momento che mi stanno proponendo posti di lavoro e non riesco a trovare ragazzi con disabilità, perché anche qua la burocrazia è un inferno, cioè
tieni conto, io parlo sempre della mia esperienza, il mio caso, io prendo 290 euro di pensione al mese, no? Se lavoro più di quello supero i 12.000 euro annui che mi permette l'ISEE di avere, vado a perdere la pensione. Quindi il problema è che io, persona con disabilità, sono povero sia se lavoro e sia se non lavoro, mi conviene non lavorare. Punto 1, che non è per tutti, perché ci sono tantissimi che fanno sacrifici e lavorano. Però ripeti quanto prendi di pensione, ripeti? 290 euro al mese, ma tieni conto che all'interno devono versare i contributi. Mattia, quando dici la cifra, la voce si abbassa. Ecco, guarda, perfino il microfono non ci crede. 290 euro, hai detto? Sì, forse 285 per la principale, non voglio neanche guardarlo, cioè, capito? Nel mio caso sono proprio ribelle a queste cose, perché c'è solo tanta rabbia riguardo a questo, e quindi ti dico, proprio 2 giorni fa un imprenditore, anzi posso fare anche un appello se magari c'è qualcuno che vuole lavorare, si chiama TVS di Loreggia, mi ha detto: guarda, noi avevamo prima un ragazzo con autismo che l'abbiamo assunto, ma non perché hanno bisogno, che hanno sopra i 15 dipendenti e gli serve la persona con portatore di handicap, come viene chiamato, ma lo vuole fare proprio per eticità. Cioè, dice, è molto più quello che io da imprenditore beneficio di avere una persona con disabilità, dove mi fa tornare con i piedi per terra, non ha filtri quando mi parla, una persona sincera, che è molto più quello che ricevo di quello che do, che sarà la busta paga o la mansione. Punto di vista lavorativo, quindi questo è un appello. Il punto di vista invece di disabilità di terzo settore, un altro problema che io sempre, ci sono sempre 2 lati, approvo e concordo quello che hai detto te, che il terzo settore è abbandonato a se stesso, però in Italia è anche il numero del terzo settore è il più grande in Europa come quantità di associazioni. Il problema è che non si vuole fare rete perché tutti siamo egoisti. Nel mio caso invece, nel momento in cui ho creato Crossali, l'ho creato proprio per questo, per i problemi che hai citato, dove io mi sono sentito abbandonato a me stesso, tutte le realtà che incontravo è l'attesseramento, e per fare lo sport dovevo pagare tutto, cioè Crossabili l'ho creata per questo, dando risposte. Tu hai un problema, noi cerchiamo di risolverlo insieme, dove tesseramento a costo zero, eventi completamente gratuiti, nessun limite è l'idea, e è una grande famiglia l'obiettivo, perché oggi siamo qua, domani non sappiamo se ci siamo. L'obiettivo è creare un mondo migliore di quello che abbiamo lasciato. Se quello che è capitato a me non do un senso aiutando gli altri che non passino la solitudine, perché dopo un altro problema, abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di politica che non funziona e burocrazia complessa. Guarda che il problema della disabilità è la solitudine, cioè sono ragazzi che non hanno un amico che lo portano a mangiare una pizza, cioè si parla proprio bisogna fare 10 passi indietro. Ascolta, ma allora tu cosa ne pensi di questi casi di comunità, di questi CEOD, dei servizi sociali? Perché la tua è un'esperienza che stai facendo, hai fatto sulla tua pelle. Ecco, io sono dell'idea che bisogna cambiare completamente, cambiare il registro, ecco, cambiare anche le persone. Non è possibile che una persona rimanga 40 anni su un posto, ecco, bisogna girare, aria fresca anche per questi ragazzi. Tu come la pensi? Beh, io come cooperative e centri diurni ne ho conosciuti veramente tantissimi, e ci sono realtà che sono veramente eccellenti, che io da persona con disabilità dico: se un domani peggioro vorrei andare dentro là, perché si prendono veramente cura di te. Altri invece vedono che fanno lavorare le persone con disabili perché portano un guadagno, dagli enti che entrano soldi agli imprenditori che gli fanno fare lavori. Altre realtà vedo limitazioni, come da te, che stanno dentro 40 anni e io, amico di quella persona con disabilità, non posso neanche andare a prenderlo e portarlo fuori perché non si prendono la responsabilità. Anche qua sappiamo che siamo in Italia e tutto deve essere complesso. Mi metto sempre sui panni anche, diciamo, di chi gestisce queste persone, dove dicono, cioè, chi mi fa prendere la responsabilità a me che capiti qualcosa, dopo io devo pagare per farlo. Quindi sempre 2 lati della medaglia. Da una parte bisogna sicuramente tutelare, far cambiare, far conoscere i ragazzi che hanno disabilità fisiche e mentali. Sarebbe bellissimo che girassero, anche perché ne abbiamo tantissimi centri.
te ne cito un po' nel territorio. Caleido, Caleido di Altivole, che lavora con ragazzi autistici da piccoli a grandi. Il loro obiettivo, loro vincono quando la persona che hanno gestito per X anni esce e riesce a essere autonomo il più possibile. Quindi è una realtà che valorizza e porta un progetto, un processo di progetto con l'obiettivo che vincono quando il ragazzo esce. Ci sono altri, mi viene in mente una realtà da Varese che loro gestiscono di persone con disabilità e non li lasciano andare al bar a bere il caffè o mangiare la pizza, quindi già sono disabili, metto sui panni ragazzi disabili, in più mi neghi anche della libertà, non va assolutamente bene. È trovare l'equilibrio. Qui io non so portarti una soluzione del problema, so che esiste, e quello che noi facciamo con Crossabili per queste persone è proprio farlo diventare protagonisti nei progetti, negli eventi, valorizzandoli e facendogli dimenticare tutti i problemi che hanno nella vita e portargli un po' di felicità, sorrisi, abbracci e divertimento. Allora, visto che abbiamo parlato di spiagge, visto che fra poco ci sarà questa stagione turistica che parte, andiamo a vedere, andiamo a Venezia, sicurezza, spiagge sicure, ULSS. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Visori per la realtà aumentata, per trasmettere in tempo reale le immagini allo specialista in ospedale, percorsi dedicati al soccorso infartuati, volo notturno dell'elisoccorso. Queste alcune novità presentate a Sottomarina nel progetto Vacanze Sicure 2023 dell'ASL 3 Serenissima, che rivoluziona i soccorsi nel litorale veneziano. Potenziate le attività di emergenza-urgenza, gli ambulatori nelle stazioni balneari e più in generale i servizi sanitari per la popolazione e le migliaia di presenze turistiche che durante il periodo estivo frequentano la nostra costa. L'attenzione a questi territori significa proprio questo, riuscire a cogliere quelli che sono di anno in anno le esigenze per garantire un turismo sicuro e il giusto modo per accogliere le persone che decidono di passare qualche giorno in questi luoghi. Da quest'anno inoltre verrà garantito il volo notturno dell'elisoccorso dall'ospedale di Chioggia. L'elicottero del SUEM 118 potrà infatti decollare anche dopo il tramonto. Oltre all'incremento di personale, alle ambulanze, le moto e quad di soccorso, viene introdotta quest'anno anche l'ambubike, la bicicletta pedalata assistita che permette agli operatori interventi rapidi lungo la battigia. Inoltre cerchiamo di portare l'ospedale anche sul territorio con i punti infermieristici, con gli ambulatori medici che sono stati aperti, uno sul litorale di Sottomarina e uno sul litorale dell'Isola Verde. Fondamentale per la richiesta di aiuto la comunicazione della numerazione della torretta, che collegata alla mappatura corretta degli accessi alla spiaggia sarà in grado di accelerare l'intervento dei soccorsi. Assieme ai comuni, l'ASL 3 Serenissima è impegnata anche nella lotta contro la proliferazione delle zanzare, perché gli insetti possono essere portatori di patologie. Virus della West Nile, virus della chikungunya, della dengue, quindi virus che sono silenziosi ma possono provocare malattie molto importanti. Allora Mattia, si parla sempre di tante cose, però non si parla di quello che veramente servirebbe anche per la sicurezza di queste persone che con le loro famiglie arrivano nelle nostre spiagge, che sono diversamente agili, pochissime spiagge attrezzate. Io ricordo invece la spiaggia di Lignano, che è molto attrezzata, bisogna dirlo, e fare chapeau, perché è una delle spiagge anche come animali, come tutto, attrezzatissima, con queste aree stupende, queste colonie addirittura dove questi ragazzi arrivano e possono arrivare tranquillamente alla spiaggia a fare anche il bagno con tutti questi mezzi tecnologici messi a disposizione. Ecco, perché non si fa questo? La sicurezza è sempre un'altra cosa, no? La sicurezza è anche questa, o sbaglio Mattia? Come commenti? Beh, io ho appena visto il servizio e sicuramente è buono che ci siano gli soccorsi che viaggiano di notte, che la torretta sia attaccata all'accesso dal mare, ma se non c'è civiltà e l'entrata non è accessibile perché ci sono
macchine che già comunque è una cosa bellissima, però anch'io, come hai citato te, il mio problema, essendo disabile, portatore di handicap in carrozzina, dico caspita, ma perché non si fa ancora qualcosa per fare in modo che la spiaggia diventi per tutti, anche perché anche in questo caso basta veramente poco, si parla che basta una corsia di quei tappeti modulari, esatto, che arriva fino in acqua, si parla che basta comprare una carrozzina che si chiama Job o chi per essa, dove io, persona con disabilità, salgo su, è veramente poco, è che non c'è l'interesse, non c'è la volontà, perché non c'è, tutti al giorno d'oggi la società è basata sui costi, sui soldi. Io che gestisco il bagnasciuga, gestisco una spiaggia, mettere giù 100 metri quadri di tappeti in più mi costa 10.000 euro, chi me lo fa fare? Intanto le persone con disabilità sono brutte da vedere, mi tolgono i clienti e quant'altro, quindi viene sempre visto le cose negative e non le cose positive. Una persona con disabilità paga come un'altra e oggi lo sono io, domani non sai chi se lo diventi tu. Quindi c'è ancora tanta ignoranza, l'unica cosa che si può fare è fare rete, che come ho detto prima è quello che magari non viene fatto, però sono sicuro che nei prossimi anni ci uniremo tanto come realtà per cambiare proprio le normative. Tu hai la spiaggia, devi avere obbligatoriamente un accesso accessibile fatto con questi canoni, punto. Ripeto, il costo è veramente limitato e basso per farlo, basta che ci sia la volontà e la Abbiamo Graziella da Mestre, Mattia ce ne cade la linea, vai Graziella. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti come sempre. Senti un po', guarda che anche al Cavallino c'è il villaggio San Paolo, che ci sono proprio disabili, sono andata tanti anni io con Davide con la carrozzina, è proprio attrezzato ma è veramente bello. Villaggio San Paolo al Cavallino? Sì, è vero Graziella, ma quello che ho citato io è completamente con una pista, con una piscina olimpionica, pensate, con tutte le attrezzature, dove questi ragazzi, è uno dei più grandi in Italia, uno dei più grandi, l'ha detto anche il comitato, ecco, proprio Ruggero Vilnai, che è spesso questo villaggio Italia, è veramente una cosa incredibile, dove sono a disposizione degli spazi incredibili che riguardano un po' tutto il mondo dello sport. È vero? Ci sei stato, Mattia? Certo che sì, dopo è arrivato il Covid dovevo organizzare un big evento portando in vacanza più di 100 persone con disabilità per 4 giorni, era l'unico posto che ci permetteva di stare tutti insieme nella stessa area. C'è anche a Jesolo, ce ne sono in giro per l'Italia, il problema è che sono pochi e non sono conosciuti se non dalle persone. Sono appena stato in Croazia, che è proprio fresca, in questa casa mobile accessibile, che far diventare una casa mobile accessibile a non accessibile è che al posto di esserci solo i gradini c'è una rampa di entrata, è veramente assurdo. Il problema è che per tutta l'estate, anche se noi abbiamo fatto i video, abbiamo comunicato di questa realtà, è piena fino a fine estate. Perché sono pochi, ma il problema non è neanche, è l'ampiezza, bisogna avere tanti spazi, essere veramente grandissimi per accogliere tutte queste persone che arrivano, e invece sono sempre ristrette, pochi posti, poca disponibilità, lontanissime uno dall'altro magari, e la gente va male a spostarsi. Questo è il grande problema, perché lo sport è ampio, è ampissimo, tantissime discipline, non puoi dire vado solo a fare nuoto, no, devi fare nuoto, devi fare pallacanestro, devi fare scherma, devi fare tutto se vuoi chiamarti villaggio con la V maiuscola, o sbaglio Mattia? Però non si investe, non c'è niente da fare, non si investe o si investe poco. Confermo, non posso altro che farlo, perché dico io, ripeto, io viaggio tantissimo e le difficoltà sono sempre le stesse. Come hai detto, abbiamo una frase che il lavoro non biletta l'uomo, ma lo sport ti porta a superare i propri limiti, e nella disabilità è fondamentale lo sport. Il problema è questo, come hai detto te, non si investe, sono sempre associazioni che devono trovare sponsorizzazioni per farlo, se invece ci sono anche fondi e quant'altro, vengono fatti sempre in maniera precaria. Ci sono delle belle realtà, come ho detto, perché non si può fare tutto un erba un fascio, bisogna conoscerle, bisogna avere la possibilità di trovare il periodo giusto che ti permettono di fare, perché ripeto sono sempre pieni, essendo pochi sono sempre pieni. E che altro aggiungere?
che è un'altra cosa che abbiamo in testa. Diciamo nei che sono 10 anni. pochi e anche limitati, perché veramente più di tanto non riescono a cogliere, perché sono piccoli rispetto alla richiesta che c'è, e qua veramente bisognerà cominciare a parlarne in futuro. Pensa che non esiste un autobus, cioè noi organizziamo eventi e abbiamo in Italia sono come 101 federazioni di paralimpiche, diciamo, dalla pesca al basket, al nuoto, al ping pong, al rugby, tutti gli sport, no? 101 dovrebbero essere, se non sbaglio. Non c'è un autobus per portare in giro questi ragazzi accessibile. Cioè, se io mi muovo con la squadra di basket, che siamo in 20 persone in carrozzina, devo muovermi in 20 macchine, in 15 pulmini, quando basterebbe creare un autobus al nord Italia, uno al centro Italia, uno al sud Italia, per creare un servizio che ne parlerebbe tutto il mondo. Noi l'abbiamo già pensato e messo giù il progetto, è che per farlo ci vogliono 400.000 euro. Prima di arrivare ancora alle strutture per fare sport, un mezzo per poter muovere tutti insieme. Le normative che ci sono in Italia, che con mezzi pubblici non possono salire su un vagone più di 2 persone con disabilità su un treno, su una metro, su un tram, su un vaporetto. Cioè, il problema è a monte. Allora Mattia, andiamo a vedere questo video, se no non ce la faccio a mandarlo. Bellissimo, ecco Crossabili, andiamo a vedere. Non c'è. Oggi abbiamo fatto diventare Crossabili una famiglia ancora più grande e siamo stati insieme e vogliamo essere d'esempio per tante altre realtà in Italia, perché il progetto è veramente di una semplicità estrema. Cosa abbiamo fatto? La giornata di oggi si chiama Eco Crossabili. Qui di fianco a me sono i risultati di una parte dei rifiuti che abbiamo raccolto, dalla plastica a lattine, a mozziconi di sigarette. Abbiamo coinvolto Casa Amami, Cooperativa Frate, Figaliera Veneta e Campo San Martino. Siamo partiti dalla palestra di Campretto, abbiamo creato 2 gruppi e abbiamo raccolto i rifiuti. Ma la cosa bella è che oltre ad aver fatto una cosa inclusiva, sostenibile e sociale, dove i ragazzi con disabilità erano protagonisti, abbiamo fatto che la camminata è diventata fisioterapia, il raccogliere i rifiuti è diventata pulizia dell'ambiente, che respirare aria pulita in mezzo a un'oasi così come questa è diventato benessere, e soprattutto uno dei problemi principali della disabilità è la solitudine. Abbiamo collaborato con Etra, che ci ha fornito tutti gli attrezzi come pinze, guanti, sacchetti per raccogliere i rifiuti. In questo momento stanno mangiando la grigliata grazie alla macelleria Baldin. Abbiamo fatto un po' di scenografia con le bolle di Dulcop. Devo ringraziare il comune di San Martino di Lupari che ci ha patrocinato l'evento. Devo ringraziare tantissimo i volontari di Uniti per Campretto. Ringrazio immensamente i collaboratori Crossabili, da Alberto che sta filmando in questo momento, a Teresa Perno, braccio, punto di riferimento nelle iniziative, nei progetti, Michela che dà sempre disponibilità. È un percorso che abbiamo proposto a Etro ed è stato supportato, dove questa sarà la prima tappa, ma abbiamo altre 2 tappe. Una sarà a Campo San Martino e una sarà all'Oasi di Onara. Quindi ci sarà ancora tanta strada da fare, ma il clou arriverà il 2 settembre a Cittadella, che faremo la chiusura di questo progetto con Crossabili Show per il sociale. Sarà un evento di freestyle motocross, avremo più di 30 espositori, faremo una camminata solidale. Anche in questo caso vogliamo puntare i riflettori sulla disabilità e dimostrare che non è un limite ma una ricchezza. Questa giornata la dedico a mio zio che ieri è venuto a mancare e lo portiamo nel cuore, e questa giornata mi ha permesso di portare alto il suo nome. E vai Mattia Catapan. Mattia, ormai siamo quasi in chiusura. Allora io so quanto impegno, quanto lavoro, ma soprattutto quanta passione che tu non stai mettendo per te stesso, stai mettendo per aiutare gli altri, quelli che non hanno voce, quelli che non hanno la possibilità di parlare, sono veramente gli invisibili. Ecco, questi invisibili che forse grazie anche a te
sono riusciti ad avere voce, a fare quelle cose che non avrebbero mai potuto fare se tu non avessi creato questa associazione. Ecco, a chi di dovere cosa vorresti dire, Mattia? Perché bisogna pur che svegliamo qualcuno, perché questo è in letargo profondo, qualcuno deve svegliarsi. Con la storia della privacy noi non riusciamo ad arrivare a queste persone perché non ci danno i nomi, i cognomi, non ci danno gli indirizzi, e invece queste persone hanno il diritto di vivere, hanno il diritto di parlare, hanno il diritto di essere parte di questa società, sono persone. Prego Mattia. Invitarli agli eventi che facciamo, perché parlare è una cosa, vivere in prima persona è un'altra, e posso assicurare che non ci sono parole che riempiono il cuore tanto quanto di vedere una persona con disabilità felice, perché... Scusa Mattia, sento una bambina che piange? Dai, non mi dici niente? Non è una bambina che piange, è che mi stanno montando le porte, chiedo scusa. Perdonami. Si sente tanto, Mirella? No, non si sente. Pensavo che mi dessi una notizia, guarda te. Invece... Vai Mattia. Ho 1 milione di nipoti, ma non ho figli. Allora continuiamo questo appello, dai Mattia. Io l'appello che voglio fare è che noi come Crossabili abbiamo tanti progetti ancora che cercano finanziamenti, e se riuscite a aiutarci ad aiutare, abbiamo un sito web che potete fare donazione, abbiamo dei social che potete seguirvi, ma soprattutto faccio un appello preventivo che sarà il 2 settembre di invitare tutti i telespettatori politici e non a partecipare, perché solo vedendosi con i propri occhi possono cambiare punto di vista. A Cittadella, vero Mattia? Scusa Mirella? Il 2 settembre a Cittadella? Sì, 2 settembre a Cittadella. Nel frattempo Mirella, se con la vostra associazione, come avete già fatto, riuscite a aiutarci, ad aiutare anche voi, sai che noi stiamo viaggiando veramente a ritmi forzati, abbiamo una richiesta sempre più ampia, abbiamo tantissimi eventi che stiamo mettendo giù, dobbiamo rifare l'evento a Venezia, dobbiamo riandare in barca, riandiamo a visitare aziende di un certo valore, e che dire... Che dire, hai già detto tanto, hai già detto veramente quello che invece qualcuno dovrebbe fare, supportare questa meraviglia di associazione che proprio è nata col nostro Mattia Catapan, che noi abbiamo anche aiutato, vi ricordate quell'appello drammatico? Dobbiamo partire con questa crociera bellissima, andare a pesca, ma non si poteva, e grazie a questa grande famiglia dei Sveglia Veneti siamo riusciti a fare anche questo. Però questo che io voglio capire questa mattina con te, Mattia Catapan, che forse dobbiamo svegliare qualcuno tutti assieme, è che tu hai detto una cosa importante: siamo troppo divisi, troppi campanili, troppa politica all'interno anche del mondo della solidarietà. Adesso ci sono elezioni, molti dicono io faccio parte del mondo della solidarietà, chi lo ha mai visto? E con queste parole ringrazio e saluto Mattia Catapan. Grazie Mattia. Mirella, vai, veloce. Mirella, mi è venuta un'idea a caldo. Facciamo qualcosa per svegliare le persone? Tu conosci tanti politici, io ho tante carrozzine, facciamo un evento, li sediamo, gli facciamo provare cosa vuol dire essere in carrozzina. Grazie a Mattia Catapan, grazie, la posta di Mirella.